Buonasera, bentrovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7, una puntata importantissima perché questa settimana ne sono successi di tutti i colori. Ovviamente la cosa che è la più eclatante è che il PDL ha detto basta Monti, da domani si volta pagina, vogliamo le elezioni anticipate, insomma ha fatto quasi decadere il governo Monti, anche se il Premier deve andare ancora a parlare con Napolitano. Staremo a vedere quello che accadrà anche durante la puntata, vi terremo informati se ci sono delle novità. Noi ovviamente in questa trasmissione cercheremo di raccontarvele tutte. Voi da casa, come di consueto, potete intervenire telefonando o mandando i messaggi. Saluto il professore Mano Case, buonasera professore. Buonasera. Saluto e ringrazio di essere con noi Marco Marin, consigliere regionale del PDL. Buonasera a tutti. Di Padova, ovviamente grazie Marco di essere con noi. Grazie anche all'onorevole Massimo Bitonci della Lega. Buonasera a tutti. Saluto la new entry con noi Giovanni De Lorenzi, coordinatore regionale diritti e libertà, per chi non lo sapesse ex Italia dei Valori. Buonasera. Buonasera a voi. Saluto Federico Ossari, segretario provinciale del PD. Buonasera. Buonasera a voi. E Massimo Alberti, economista. Buonasera. Buonasera. Vi ringrazio tutti perché, visto la serata nevosa, ho detto qualcuno non arriverà, specialmente un po' da fuori Padova, invece siete stati tutti bravi, siete venuti, quindi davvero grazie a tutti di essere con noi. Buonasera Elisabetta Corazza. Buonasera Giorgio, benvenuti ai nostri ospiti e soprattutto ai telespettatori a cui ricordo che da casa potete partecipare attivamente al programma. I numeri ormai li conoscete, però ve li ripeto, potete chiamarci allo 049 80 777 53, potete mandarci sms al 345 33 41 171, potete seguirci anche da tablet, PC e smartphone, basta che digitiate il sito www.gruppotv7.com e nell'apposita sezione live potete seguirci in tempo diretto, quindi vi facciamo compagnia non solo a casa ma ovunque voi vi troviate. Bene, poi scherzosamente termino il concetto, Sari, che se continua a nevicare rimaniamo qui, prolunghiamo la trasmissione, va bene. Se la neve non vi permette di ritornare a casa vostra, noi continuiamo tutta la notte, facciamo davvero non stop per 24 ore. Va bene, detto questo, come vi avevo accennato, vedete, avete visto il titolo, l'interesse politico scavalca l'interesse dei cittadini. La trasmissione è divisa in due parti, parleremo prima ovviamente di quello che è accaduto caldo ieri, che sta accadendo oggi all'interno del governo e della maggioranza, soprattutto del PDL, il ritorno di Berlusconi, che prima di iniziare questa trasmissione sentivo Bitonci che diceva a Marco Marin: è arrivato Berlusconi e sembra che le cose si stiano sistemando, si siamo già uniti tutti, mi sembra che il ritorno di Berlusconi, mamma mia, sembra... Non si scoprono mai fuori onda, è una... Ah, no, ho sbagliato a dirlo, ho sbagliato a dirlo. Scherzo. Ho sbagliato a dirlo. Appunto dicevamo che è chiarissimo quello che è successo in questi giorni, è tornato Berlusconi, è cambiato già il clima all'interno Ma in che senso? del PDL. Perché Berlusconi nel bene e nel male è comunque un leader nella sua funzione, quindi quando lui adesso ha ricominciato a tessere le fila all'interno del PDL, io ho visto che tra i colleghi è cambiato completamente il clima. Ovviamente c'è chi è favorevole e chi è contrario, chi si è dissociato. Abbiamo visto gli interventi di Crosetto, ma anche quello di Mantovano, anche lo stesso Cazzola, insomma, quindi anche pezzi importanti del PDL. Però per quanto riguarda Frattini, poi l'intervento di Frattini è stato un intervento, direi, importante. Però per quanto riguarda gli altri si è visto che il ritorno di Berlusconi, insomma, ha scompigliato le carte. Con la felicità della Lega? No, beh, noi si sa che la questione è ancora molto aperta, perché c'è ovviamente la Lombardia, le elezioni in Lombardia, dove c'è come candidato Roberto Maroni. Penso che insomma, si possa arrivare anche a un accordo sulla Lombardia. Questo potrebbe aprire scenari per le elezioni anche a livello nazionale. Questo è inutile nascondersi, ma potrebbe succedere questo. Noi Bitonci la settimana scorsa avevamo messo il titolo della trasmissione Ber contro Ber. Era un'anticipazione, tutti dicevano ma perché Bersani contro Berlusconi? Invece poi si sta avverando che il titolo che avevamo fatto la settimana scorsa nella nostra trasmissione di TV7 Match. Però andiamo con ora, andiamo a vedere il servizio di Tullio Trivellato che ci racconta questa settimana un po' scottante. Ascoltiamolo.
Il Presidente del Consiglio Mario Monti attende le decisioni di Giorgio Napolitano e non sale al Quirinale. Intanto cresce il pressing dell'ex premier Berlusconi, intenzionato a quanto pare ad andare fino allo scontro finale. Governo in bilico dunque, con Napolitano che di fatto ha già aperto le consultazioni, incontrando oggi al Colle le formazioni politiche. La situazione è precipitata ieri, prima l'annuncio da parte di Fabrizio Cicchito dell'astensione del Popolo della Libertà in Senato sul decreto sviluppo, ma garantendo comunque il numero legale, e poi alla Camera sui costi della politica. Infine l'annuncio di Angelino Alfano: Berlusconi torna in pista, le primarie nel PDL non hanno senso, non si fanno più. Annunciato, prospettato, ventilato, ecco così il ritorno in scena del Cavaliere, che ha spazzato via in un attimo l'ipotesi primarie nel PDL invocate dalla base. Se sarà lui il candidato premier per il centrodestra, lo sarà per la 6ª volta. Il PDL dunque sembra pronto a staccare la spina, le accuse ufficiali al governo sono due: la politica economica e la giustizia, ma l'impressione è che all'origine dello strappo definitivo tra il Popolo della Libertà e Monti ci sia dell'altro, probabilmente il malumore diventato insopportabile per il Cavaliere dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo sull'incandidabilità. In questo modo Berlusconi, anche se dovesse essere rieletto, in caso di condanna definitiva nel processo per i diritti TV, potrebbe decadere dal suo incarico. Così, dopo un anno di convivenza, la strana maggioranza che sino ad oggi aveva appoggiato il governo Monti improvvisamente si sfalda e si cerca di mettere fine ad una sceneggiata dai tanti temi durata un anno, dai tagli ai costi della politica, basta privilegi, vitalizi, auto blu, dimezzamento del numero dei parlamentari e via discorrendo, tutto finito nel dimenticatoio, o quasi. Oggi a Napolitano la richiesta che viene avanzata è quella del voto anticipato tra febbraio e marzo, e per fare questo il centrodestra potrebbe andare alla rottura anche subito. Berlusconi spinge per un ritorno alle urne in tempi stretti, obiettivo riagganciare l'alleato storico, la Lega Nord, e ricompattare un elettorato oggi molto incerto. Secondo i piani del Cavaliere tutto questo potrebbe riportare la coalizione attorno ad un 25% di preferenze, così da ottenere un sostanziale pareggio a Palazzo Madama e in questo modo continuare a dire la sua in Parlamento. La partita si giocherà con le regole vecchie, inutile sperare l'impossibile, si andrà alle urne con il tanto contestato Porcellum, criticato da tutti, modificato da nessuno. Della possibilità di indire le elezioni politiche accorpandole con il voto in Lombardia per il 10 marzo se ne sarebbe parlato anche in Consiglio dei Ministri, ma naturalmente la decisione sarà presa di concerto con il Colle, esaminando l'evolversi della situazione politica. Marco Marin. Sul scenario mi sembra che si ripeta quello che dicevamo un anno fa: crisi di governo, arriva Monti, poi a un certo punto sembra vengano fatte le nuove regole, come diceva Tullio Trivelato nel servizio, sembrava dovesse venire rifatto la legge elettorale, cosa che non verrà, si arriva alla votazione con Berlusconi di nuovo candidato. Cosa è successo in quest'anno qui? No, cosa è successo? Devi farmi articolare però, perché gli argomenti sono talmente tanti e complessi. È ovvio, io ho abbreviato, certo. Ma... Allora, cominciamo col dire una cosa: il governo Berlusconi va a casa senza, e quindi la maggioranza Popolo della Libertà Lega va a casa senza essere mai andata sotto, senza essere stata sfiduciata. Nonostante ciò, siccome i parlamentari devono essere 314, l'ultima votazione si fa a 308, Berlusconi va al Colle, va da Napolitano e rassegna le dimissioni. Non era un atto obbligato, era un momento molto difficile, noi avevamo subito la scissione con Futuro Libertà, quindi con Fini, che mi permetto di dire non mi sembra abbia portato molto bene al nascente partito Futuro Libertà, perché è ridotto a percentuali da prefissi telefonici, 0,6 a Roma, 0,2 a Milano, cose di questo tipo. Ma detto questo, parte il governo Monti. È un momento molto difficile, lo spread era entrato addirittura in tutte le cucine degli italiani, perché sembrava diventata l'unica motivazione per cui nascevano e si facevano le scelte, e la medicina Monti, il governo Monti, una medicina dove il Popolo della Libertà decide di sostenere questo governo, che è una medicina anche amara per gli italiani, perché è un governo che porta molte tasse, perché questa è la verità, per la difficoltà del momento, ma dal nostro punto di vista non porta equità e sviluppo, non ha portato in quest'anno equità e sviluppo. Siccome io faccio il medico, una medicina si è disposti a prenderla, poi c'è un momento in cui la medicina o ha curato oppure bisogna smetterla. E naturalmente il mio avviso, la mia opinione è che si va alle urne, vince Bersani, vince Berlusconi, vince centrodestra, vince centrosinistra, è il popolo, sono gli italiani che decidono chi deve governare. Il governo tecnico può essere solo una parentesi, questa naturalmente è la mia opinione. Siamo arrivati alla fine della legislatura,
Ripeto, non c'è stato sviluppo perché il Paese oggi è in ginocchio, il che non riguarda la credibilità di Monti, che è una persona credibile, perché sennò né il PDL né il PD, sai io considero che le persone per bene sono dappertutto, non faccio mai polemiche, però oggettivamente il Paese è in ginocchio, bisogna andare a votare, se si deve andare a votare come è giusto fare l'election day mi sembra che sia sacrosanto, insomma, perché si cerca in un momento così di difficoltà di risparmiare anche delle risorse economiche. Se volessimo vederla probabilmente non per litigare a tutti i costi o per polemizzare, credo che questa cosa dell'election day vada considerata. Aggiungo anche, sempre senza stimolo polemico, perché questo è un governo sostenuto dal PD e dal PDL, ovviamente, che questi ministri tecnici hanno cominciato di pensare di fare un po' anche i politici. Allora, quando uno fa il ministro tecnico, secondo me fa il tecnico. Quando uno fa politica, fa politica. E credo che sia corretto comportarsi così. Ma hanno aiutato, questo governo tecnico ha aiutato un po' a io credo che la sistemare... figura di Monti sia una figura molto positiva per il Paese. Tanti ministri di questo governo, invece, criticati dal PD come dal PDL, quindi come anche dal terzo polo, non so come chiamarlo adesso, l'UDC, FLI, insomma tutta questa parte non esiste più il terzo polo, no? È evidente che sono stati criticati da tutti. Noi in più abbiamo la volontà e la necessità, visto che si va a votare anche in Lombardia, di ripensare un rapporto con la Lega che si è interrotto per una scelta, noi diciamo di responsabilità nei confronti del governo Monti, e la Lega giustamente dice invece io mi sono opposto a quello che ritenevo che per il Nord non fosse un governo che desse sviluppo naturalmente. Siccome si vota anche in Lombardia, io mi auguro che troveremo una soluzione sia per la Lombardia, per esempio in Veneto è stato fatto un ticket quando si è votato, no? Ricordo. Certo. Mi auguro che si troverà una soluzione anche per la Lombardia e una soluzione per le politiche. Ma in tutto questo Berlusconi, Marco? Sul fatto di Berlusconi, perché mi pare che siamo tutti molto concentrati su questo. Negarsi che Forza Italia prima, io mi sono iscritto solo a Forza Italia, e il Popolo della Libertà dopo, da oggi, io sono il coordinatore del Popolo della Libertà a Padova, sia un partito che ha un fondatore che è Silvio Berlusconi, non ha senso, non ci raccontiamo le favole. Io sono uno che ha sostenuto fortemente le primarie, per esempio, no? Che sostiene fortemente le primarie. Io però sostengo per tutti i candidati di tutti i livelli. Scegliamo il candidato sindaco con le primarie, scegliamo i parlamentari con le primarie. Non possono, dal mio punto di vista, diventare solo per il candidato premier. È chiaro che se Berlusconi scende in campo all'interno del nostro partito ha un carisma, una credibilità che è superiore a quella degli altri. Ricordava prima Massimo. Beh, un po' l'ha diviso però Marco, un po' l'ha diviso, un po' all'interno certi ministri, vedi Galan, c'è qualcuno che è con lui, c'è qualcun altro che è un po' contro di lui. No, ma io la parola contro non fa parte della mia cultura, non neanche contro il PD o contro Italia dei Valori. E da un'altra parte, chiariamola come vuoi. Io credo che nel momento in cui tu apri la dialettica è giusto, perché le diversità sono ricchezza, no? Angelino Alfano, secondo te è contro il presidente Berlusconi? Non credo, perché credo che sia una persona che ha ricevuto molto a Berlusconi e che ha dato altrettanto, no? È stato indicato come Delfino. Mi pare che oggi vada d'accordo con Berlusconi, no? Noi abbiamo avuto all'interno del Popolo della Libertà, ed è vero perché siamo due storie, due culture diverse, delle diverse posizioni rispetto a chi proveniva magari dalla destra, che per noi deve essere una destra europea, e chi rimane sicuramente membro di una destra europea. È chiaro che fra gli ex Forza Italia e gli ex Popolo della Libertà si era creato un po', si erano create delle difficoltà. E tu parlavi prima di Giancarlo per esempio Galan era uno degli artefici di queste diversità. Chi è in grado di tenere insieme tutti questi mondi all'interno di un grande partito? Io credo che sia all'interno del Popolo della Libertà Berlusconi è sicuramente quello più autorevole per tenerlo in grado, e non è una questione generazionale, perché non è che se Bersani vince non va bene, andava bene solo se vinceva Renzi. L'ultima battuta me la consentì, 30 secondi sulla legge elettorale, è in carico, in corpo a tutti i partiti. A me questa è una legge elettorale che non piace, lo dico chiaramente, non è che perché a me non piace, e ci sono stati 2 anni per cambiarla successivamente dal 2006 al 2008, si poteva cambiarla adesso, la soluzione non arriva mai, io non sono mai uno né che interrompe né che polemizza, però la legge è in carico, come diceva il servizio, a tutti, non è se arriva Berlusconi non si fa la legge non si fa gli ultimi 15 giorni, se si voleva farla si faceva prima. Assolutamente. Si voterà con questa legge e vedremo quale sarà la maggioranza che stabilisce, ci sarà un centrodestra rinnovato. No, Federico Sari, mi sembra un po' che c'è la volontà da parte di tutti di cambiare questa legge elettorale, detta alla città, detta al popolo italiano, invece poi alla fine tutto come prima, mi sa ritorna Berlusconi, non nulla contro Berlusconi, sto facendo un discorso perché Berlusconi fino a ieri ha detto io non mi candido più, poi ha detto mi ricandido, la legge elettorale non viene cambiata, ecco, non è come un attimino il titolo che abbiamo fatto, l'interesse politico scavalca, e alla lunga e alla grande l'interesse della gente, l'interesse dei cittadini, insomma l'interesse del popolo, santo Dio.
Ma io credo che in parte questo sia vero, ma tornando a tante cose Marco, quindi credo che, insomma, non voglio rispondere a tutte perché sennò avremo tempo anche nel corso della trasmissione. Beh, parto dall'ultima cosa, che è la legge elettorale. Io devo ricordare a tutti che oggi il Parlamento, che dovrebbe cambiare la legge elettorale, è ancora quello che è stato eletto nel 2008, dove la maggioranza PDL Lega è una maggioranza assoluta in Parlamento. Cioè, certo, non è che possiamo attribuire all'opposizione, quindi al PD, la possibilità di non volere questa legge. Chiaro che si è cercato fino all'ultimo di trovare una soluzione. Però dicono che vada bene che il PD. Ma guardi, noi abbiamo provato in tutte le maniere, rinunciando a quella che era il nostro Ma nel elemento. 2006-2008 perché non l'avete Non cambiato? c'erano le condizioni, non avevamo una maggioranza, basta ricordare un attimo, al Senato aveva una maggioranza di un senatore, cioè non è che puoi fare una legge, e io sono anche d'accordo sul fatto che non si possa negli ultimi 6 mesi di vita di una legislatura cambiare la legge elettorale. Questo lo danno come indicazione tutte le norme europee, vuol dire, nessun paese al mondo si cambiano le regole poco prima di andare al voto. Detto questo, quindi non c'erano le condizioni, a me spiace che non ci siano state, perché credo che oggi i cittadini si attendessero da tutte le forze politiche, ma in particolar modo a chi oggi è maggioranza, almeno una parte di queste norme che fossero cambiate, quelle della scelta dei parlamentari. Noi il problema lo supereremo se sarà così, l'ho detto, ho dichiarato, lo ripeto, noi abbiamo fatto le primarie per scegliere il candidato premier, le abbiamo fatte, credo anche con un grande successo, questo sia innegabile, oltre 3 milioni di persone, e quindi credo che questo sia un primo passo. Il secondo sarà, l'ho dichiarato, e lo faremo, perché l'ha detto Bersani, ma lo faremo in ogni caso. Io come segretario provinciale mi sono già impegnato in questo senso, anche per la scelta dei candidati che andremo a mettere nella lista, perché mi pare che sia un gesto di democrazia e di attenzione verso gli elettori, che in questo momento chiedono, in assenza di una legge diversa, di poter dire la propria. Poi però, permettetemi, a me fa un po' sorridere sentir dire che anch'io non voglio polemizzare con Marco, insomma ci conosciamo da tanto tempo, però dire che io sono per le primarie, io sono per la partecipazione, e poi alla fine vedo che, dici, quando arriva Berlusconi e siccome lui è il capo supremo, su questo mette d'accordo tutti, beh, io credo che c'è una contraddizione, perché nel momento in cui è vero che lui ha fondato il partito, ha comunque un carisma, è sicuramente una persona che ha fatto, dal mio punto di vista nel male, ma comunque ha fatto la storia di quel partito e anche dell'Italia, io credo che avesse iniziato un percorso interessante anche per il centrodestra, per formare qualcosa di diverso, nel momento in cui un mese e mezzo fa ha detto: faccio un passo indietro e metto nelle condizioni oggi il partito di riproporsi con nuovi volti, con delle persone, magari anche facendo le primarie. Io dico qui in maniera molto esplicita, quando noi avevamo già lanciato le primarie, avevo scommesso con alcuni amici che il PDL non le avrebbe fatte le primarie. In effetti ho vinto la scommessa, ma non perché... Io l'avrei persa con te, perché ho fatto il comitato delle primarie, sono il presidente del comitato delle primarie. Ma lo dico in maniera molto semplice, perché al di là della scelta recentissima di Berlusconi di ritornare in campo, c'era tutto un aspetto che nel momento in cui sono partite, subito, dopo 2 ore è partita la Santanchè, e poi nel giro di qualche giorno sono arrivati una ventina di candidati, 15, 16, poi erano un po' di meno, qualcuno si è ritirato. Questo ha dimostrato quanto, alla fine, più o meno, sì, perché poi alla fine molti si sono ritirati, però quanto fermento c'era, e soprattutto, permettimi anche, visto che insomma un po' di esperienza queste primarie le ho fatte, recente, quanto ci sia da lavorare perché siano primarie poi anche vere, che siano anche in grado di suscitare negli elettori un interesse importante. Allora, pensare di fare il 16 dicembre partendo un mese prima o 20 giorni prima, beh, dico, io ti do solo 2 dati a livello provinciale che ho seguito. Noi avevamo 119 seggi e quasi 1000 volontari che si sono impegnati per quasi 2 mesi. Poi sono andate a finire bene. Quindi pensare di organizzarle che abbiano una certa... Le ho apprezzate molto le vostre, faccio un inciso. Ho apprezzato molto le vostre, sono state un grandissimo successo, e credo che solo chi non vuole vedere solo un cieco non capisce quanto siano servite a rivitalizzare anche il PD. Dopodiché voi avete una storia su questo, noi una storia su questo non l'abbiamo, stiamo facendolo. Se tu chiedi a me, io sono anche per eleggere i coordinatori regionali, per esempio, che siano i direttivi, che sia la base. È chiaro che noi veniamo da un movimento, io mi sono iscritto solo a Forza Italia, non facevo parte di altri partiti recentemente. Abbiamo una storia diversa di un partito più leggero che si vuole però strutturare sul territorio. Facciamo anche noi, anche per noi questa cosa rischia di diventare un autogol, voi che l'abbiamo fatto apposta. Evidentemente abbiamo ritenuto di volerle fare, forse anche un po' copiandovi,
fra virgolette, nel Ma le senso cose belle buono si del possono termine, copiare, e certo, non ma è mica sono delle male. persone per bene, ripeto, sono dappertutto. Forse anche copiandovi, la discesa in campo di Berlusconi, però, tutti hanno sempre detto che le primarie le avrebbe rese... Una farsa, nel senso... No, una farsa non vere, insomma, ecco. Non erano più le primarie che volevamo fare noi, no, perché tutti riconoscono a Berlusconi di aver fondato questo partito, di essere il padre fondatore di questo partito. Sì, ma tu citavi prima Quindi il però modo adesso non con cui se n'è preoccupatevi di andato. questo, non No, preoccupatevi di questo. Andiamo alle elezioni, Però vediamo cosa esce dalle urne. Io sono interessato però a cosa succede dall'altra parte, perché in qualche modo vuol dire che se si riuscisse ad arrivare in Italia a una competizione vera dove i candidati vengono scelti dal popolo, io credo che avremmo fatto un piccolo passo verso quell'interesse, verso i cittadini però di è cui si parla. piramidale, cioè il premier è l'iceberg, c'è anche tutto sotto, i parlamentari, i sindaci. Perché Berlusconi si ricandida? A prescindere dal fatto... No, ma le faccio la seconda domanda. Ma si ricandiderà o è un gioco questo? È un gioco politico? Cioè lui dice mi ricandido, tanto sa già che non vincerà, però vuole raggiungere un obiettivo, uno scopo. Torno al titolo di due volte fa, fammi indovino e ti farò ricco, ma non... È una domanda che solo lui può rispondere in un momento di lucidità, che peraltro spesso si contraddice, per cui non credo, può essere anche un gioco per rimettersi in discussione, per ricompattare il partito. Allora, questo partito non è un partito nato spontaneamente per una sorta di, chiamiamolo ideologia, una volontà di andare verso una certa direzione. È un partito che è stato accorpato, perché sempre è nato così, dalla scelta che Berlusconi ha fatto dei suoi collaboratori. E quindi i suoi collaboratori, tutti, nessuno escluso, è Silvio dipendente. E quindi non può fare diversamente uno che è dentro il partito, perché non riconosce nel suo collega, nel suo omologo, una persona che collabora con lui per portare il partito. Tutto è in funzione del capo, e questa è una struttura piramidale tipica, e il comportamento da un punto di vista psicologico è coerente. Quindi nel momento in cui l'istitutore è venuto meno perché ha dichiarato di mettersi da parte, di fare soltanto l'ispiratore di un movimento che doveva essere nuovo, eccetera, è nato un gran litigio, 20 che si sono presentati a fare le primarie, credo 20, 19, 10, quello che è. Quindi un numero 18, ecco. Quindi, figure importanti, ma anche figure del tutto secondarie. Quindi c'era questa corsa che non ispirata alla volontà di far emergere il partito con una figura diversa, ma una sorta di competizione così da ragazzi dell'asilo, perché mancava la figura fondamentale che rimane comunque Silvio Berlusconi. Quindi una volta che esce lui dal governo... Attenzione, il PDL non è mai stato un partito inteso in forma tradizionale, è un'aggregazione che intelligentemente ha fatto Berlusconi, ha messo insieme tutta una serie di interessi, ha portato una serie di collegamenti che fossero essenziali per compattare un centrodestra di un certo tipo, che su questo movimento, su questo, chiamiamolo partito, lui realmente non abbiamo mai fatto un'organizzazione a livello, diciamo, di collegamento col cittadino, se non con i media. Allora, dai media lui ha fatto la sua grande predica ed è stato accolto anche molto bene, perché ha fatto tutta una serie di condoni, per cui il condono è sempre, sappiamo che il perdono è la cosa più bella che si possa avere. Faccio una marachella e poi uno mi perdona, gli voglio un bene da matti, no? Insomma, la Chiesa, il condono è un'altra cosa. C'è un'istituzione che è la Chiesa cattolica, che ci campa sulla confessione e il perdono, insomma, quindi è consolidata da 2000 anni. Sul popolo della libertà, scusami, non perché faccio il coordinatore, vorrei dire una cosa al professore, perché il professore fa sempre delle analisi complete, anche condivisibili per ampi tratti. Ed è vero, ha parlato della nascita. Poi però adesso, in questo percorso, che è un percorso che richiede del tempo, non confondiamo il livello romano con il livello locale, no? E credo che anche su questo Federico possa essere d'accordo.
io faccio il congresso del 2007 di Forza Italia e me lo vinco perché ho gli iscritti con me e ci sono tantissimi iscritti. Facciamo il congresso del 2012 di Padova del Popolo della Libertà, dove mi confermo, diciamo, fra virgolette, portando a votare addirittura più persone di quante ne porta il PD. Ho detto prima che ho invidiato le primarie. Sì, Marco, però è anche vero che no, scusa, fammi dire il concetto che voglio dire. Non c'è mai stata un'unione all'interno. No, fammi dire il concetto che voglio dire. Quindi, portando a votare anche più persone, dicevo, del PD di Padova, no? Che pure è un esempio di democrazia, di sicuro, che ha una storia. Certo. Quindi a livello locale noi siamo collegati alla gente, abbiamo costruito tutto quello che diceva lei, professore, è sicuramente vero. Però a livello locale non pensiamo che il partito non esista, non siamo mica un partito di plastica, facciamo i congressi esattamente come gli altri, movimentiamo la gente esattamente come gli altri e quindi c'è un aspetto diverso. Il nostro partito nasce, come diceva il professore, ha fatto un'analisi corretta e ha dato la genesi del partito, che nasce su una persona, no? E quindi chi era in grado di fare un partito in quel momento in cui la gioiosa macchina da guerra di Occhetto partiva? E Berlusconi mette insieme Bossi al nord, correggimi Massimo se mi ricordo male, e Alleanza Nazionale al sud, quindi con dei candidati Civetta di Alleanza Nazionale in Veneto, faccio per dire, dove stravince Forza Italia e la Lega, no? E mette insieme queste diverse personalità, lo fa anche sulla sua personalità, no? Ricordo che dopo 6 mesi cade, però nel 94. Sì, ma certo, poi ci sono tutti quegli aspetti. I giochini ormai la gente poi glieli fai una volta, poi non è che li frega. Ma infatti poi gliel'hanno rifatto anche nel 2001 e il 2006, sì. La Lega e il PDL hanno rivinto, poi gli è arrivato nel 2008 e hanno rivinto, poi c'è stato Fini che è uscito. Però. Sono venuti bene dopo. Se posso intervenire sulla questione, cioè scusate, io condivido queste analisi. Posso terminare la mia funzione? Allora, sono d'accordo con Marin, però le sue stesse parole dice 2007, 2012, cioè, sono passati 17 anni da quando è successo, quindi l'organizzazione del partito è partita dopo 17 anni e sta muovendosi, quindi siamo perfettamente allineati. È che io non esistevo prima politicamente, avevo iniziato a farla da poco, quindi io parlo delle mie esperienze, professore, ma anche prima si facevano i congressi. Allora, il problema di questo rientro di Silvio è sicuramente una cosa che cambia completamente l'atteggiamento del partito e si capisce che il partito non ha nessuna influenza sulla decisione, poi, cioè tutto il partito non ha potere decisionale quanto il capo. E questa è una cosa che ha un suo significato, poi ognuno tragga le sue decisioni, le sue conseguenze, le sue conclusioni, ma mi sembra un po' forte, un po' da Prima Repubblica. Professore, insomma, ma secondo lei chi avrebbe vinto le primarie del Marco, PDL? aspetta che do il giro a tutti, è vero che sei... Se correva Berlusconi. Sì, do il giro un po' a tutti. Allora, esatto, hai ragione. Poi devo andare anche da De Lorenzi, prego Bitonci. No, io condivido l'analisi che è stata fatta sul PDL come partito anche, però a livello locale è diverso che molto diverso che a livello nazionale, cioè a livello locale ci sono dei sindaci, ci sono delle rappresentanze locali, ci sono delle sezioni, si fa un ragionamento, quindi io condivido il ragionamento di Marini. Il problema è che io vivo la cosa anche a Roma, e a Roma è completamente diverso, e allora qui do ragione poi al professore, cioè a Roma è diventato ed è sempre stato un partito in cui c'è il capo e il capo determina tutto. Il rientro di Berlusconi in questi giorni, ma vedete, cioè, ho visto delle scene che vedevo un anno e mezzo fa, appena è rientrato Berlusconi e si è fatto vedere subito, insomma, attorno a sé questo entourage di persone. Ma il problema fondamentale è questo, è sulla selezione della classe politica, nel senso che mentre a livello locale il PDL, come la Lega, come il PD, come gli altri partiti, come anche insomma, le altre formazioni, hanno sindaci, hanno amministratori locali, mentre alcuni partiti portano a Roma e i dirigenti del partito sono selezionati in un certo modo, cioè attraverso l'esperienza territoriale, il problema del PDL è che questo non è successo purtroppo, perché quelli che li rappresentano a Roma
e che sono alla base di quello che è successo poi e del disastro del governo negli ultimi, dei primi 3 anni, è che purtroppo i parlamentari che sono a Roma non sono i veri rappresentanti del territorio, perché c'è gente, diciamocelo qua Marino, c'è gente che viene portata a Roma che se mettono le preferenze non prende neanche un voto a Padova. Non viene eletto in Consiglio Comunale? No, ma diciamocele queste cose, che questa è la realtà. Non vuole cambiare la legge elettorale Questa Berlusconi, anche questa, perché continuerà a farlo anche dopo. Questo è il vero problema. E io che ho vissuto la legge elettorale, che non faranno le primarie la per i legge elettorale, candidati. ti dico, e che ci ascoltino bene chi ci sta seguendo questa sera, non la vuole cambiare nessuno, perché fa comodo al PD, fa comodo al PDL, fa comodo a tutti, perché il capo o il gruppo dirigente seleziona i candidati, quindi farà le liste, cosa che con la preferenza sarebbe cambiato tutto. Perché le liste sarebbero state aperte, comunque le vediamo le prossime liste, nel bene e nel male, perché io non sono purtroppo uno che dice che la preferenza è la panacea di tutti i mali, no, perché dopo vediamo che il fiorito di collegi turno è stato eletto con le preferenze. La realtà è che i partiti al loro interno dovrebbero fare la selezione della classe politica e a Roma dovrebbero mandare solamente quelli che hanno già fatto un'esperienza nel allora spieghiamo territorio. perché Bitonci ha tutti i il diti. titolo della trasmissione. Certo, vabbè, assolutamente. Mi spiegate perché me lo dite una volta Sì, per esatto, tutti, per tutte, perché tutti i partiti dicono cambiamo questa legge che non va bene. Ma poi davanti lo dicono, poi, ma nei poi, corridoi dicono di no. Cioè, quello che fa, il problema della politica della trasparenza è che non esiste Massimo, la trasparenza, ma perché lo soprattutto a livello romano. Quindi si dice una cosa e se ne fa un'altra. Ma perché lo si dicono sapeva già prima. Vivo Grillo, Giorgio, speriamo che siano costretti i partiti a fare liste rappresentative questa volta. Allora, perché sennò ti travolge l'antipolitica. A chi ha fatto il sindaco come me, o chi magari anche come Marini o come Ossari, chi ha fatto gli amministratori, chi ha fatto il sindaco sa benissimo che con una legge elettorale con le preferenze ha più possibilità rispetto agli altri, perché ovviamente il radicamento territoriale diventa importante, va bene? Mentre per altre persone che non si vedono neanche alla cena di sezione oppure non vanno in un anno, non fanno neanche una serata con i militanti o i sostenitori, questi ovviamente sono perché si mantenga la stessa... Ma perché allora tutti i partiti hanno detto la dobbiamo cambiare? Ma te l'ha detto davanti prima, lo Giorgio. dicono. Qui e dietro anche Casini, scusa Giorgio, noi tre anche Casini che dice che vuole le preferenze, dopo nei corridoi dice noi tre siamo coordinatori dei nostri partiti, no? Massimo, Federico e il sottoscritto, siamo coordinatori dei nostri partiti. Vuol dire che abbiamo la base che ci ha scelto, abbiamo dovuto coinvolgere persone, convincerle a iscriversi, cercare di fare reclutamento, ed è positivo come per le primarie. È chiaro che Massimo ti sta facendo questo ragionamento perché evidentemente si impegna, no? Come faccio io, come fa lui, no? In questa base. Ti sta dicendo, se invece chi deve decidere questa capacità non ce l'ha, è come dire ai tacchini, speriamo che venga il giorno del ringraziamento. Però ti sta dicendo questa si cosa. vede in maniera piena però dentro il PDL no? sta cosa, perché voglio dire, lo dicevo prima, Berlusconi ha tutto l'interesse a mantenere questa legge. Ma non è così però Federico, è così, questa legge potevate cambiarla nel 2006, che farà un voto in più o un voto in meno, le vediamo. Il problema ce l'avrete, le vedremo, adesso non anticipiamo. De Lorenzi, fermo così, De Lorenzi, prima di andare in pubblicità le faccio una domanda poi... Voi siete usciti da Di Pietro, la domanda perché poi siete andati via da Di Pietro? Molti partiti, molti leader, anche Berlusconi stesso ha avuto una scissione all'interno del partito e anche Di Pietro è riuscito a far questo, è stata colpa di Di Pietro oppure c'era qualcosa che non funzionava all'interno? Noi siamo convinti che questo Paese meriti un progetto politico che faccia gli interessi dei cittadini, non più dei partiti. Vuol dire che Di Pietro non lo faceva? Di Pietro faceva gli interessi dei partiti, ma faceva gli interessi dei cittadini, ma non ha colto invece il cambiamento e il mutamento che sta avvenendo nel Paese. Le primarie del Partito Democratico hanno dimostrato che c'è molta voglia ancora di politica nel Paese e Antonio Di Pietro non ha saputo cogliere questa sensibilità che era l'unica strada, l'unico modo per riuscire a dare un progetto innovativo in prospettiva. E la partecipazione di un partito come poteva essere l'Italia dei Valori in questo contesto poteva essere la ciliegina sulla torta per offrire al Paese anche la certificazione di un processo di legalità
che avrebbe garantito lo stesso Partito Democratico nel proporsi come nel ruolo guida nel governo del prossimo futuro. Quello che sta accadendo in questi giorni è anche l'attestazione, a nostro modo di vedere, che è finita l'era dei partiti, diciamo così, personali. E infatti nel momento in cui Silvio Berlusconi si ripropone sulla scena politica, significa chiaramente, ed è la cartina di tornasole, secondo la quale questa legge elettorale con la quale si andrà al voto era stata una, come dire, una formula scientifica per fare in modo che la ormai, come dire, certa vittoria nel 2006 di Romano Prodi potesse essere inficiata sul livello Senato nel momento in cui il premio di maggioranza andava sulle regioni e non a livello nazionale, e automaticamente in una serie di accordi e una serie di inciuci tra partiti che manco si possono guardare diciamo così nei salotti, ma si trovano benissimo nei sottoscala della politica, in questo caso dico PDL e Lega, che hanno al loro interno delle mission che dovrebbero essere completamente opposte in termini di progettualità politica, trovano l'accordo sull'interesse proprio, quindi sulla rappresentanza politica all'interno del Parlamento in modo particolare. È chiaro che andando a votare con questa legge elettorale Berlusconi vede in tutto ciò la possibilità di incidere ancora nel prossimo futuro e quindi automaticamente tutelare i propri interessi, come ha fatto per il passato, nascondendoci crisi vere, come dire, facendole passare come per crisi psicologiche e facendo venir meno quel processo di democrazia che invece il Paese invocava e che ha fatto emergere una protesta che oggi ci porta a una situazione ormai ingovernabile, con l'avvento di movimenti politici quale quello di Grillo, di cui ci pentiremo in futuro. Però De Lorenzi mi sembra ci sia un po' di contraddizione nel ragionamento che ha fatto, perché ha detto noi ci siamo tolti perché non può esserci più un partito con una persona che comanda, vedi nel caso di Di Pietro, però Berlusconi ritorna e a quanto dice Bitonci c'è un'unione nel gruppo, Grillo è un personaggio che crea un altro gruppo, cioè il ragionamento che fa c'è qualcosa di questa diverso. È la dimostrazione che la politica deve essere rivoltata come un calzino, perché nel momento in cui arriva il capo, o meglio il padrone, e decide chi deve andare a fare il parlamentare, tutti si inginocchiano davanti a lui e evitano il confronto con la popolazione, con i cittadini, e quindi evitano il ricorso alla democrazia, che oggi noi riteniamo indispensabile e che ci aspettiamo, ci auguriamo e auspichiamo che sin dal primo giorno in cui si tornerà in Parlamento, uno dei primi provvedimenti sia la modifica della legge elettorale e secondariamente una legge sul conflitto di interessi, perché finché ci sarà un conflitto di interessi in questo Paese non ci sarà democrazia. Alberti, prima della pubblicità la vedo un po' perplesso in tutti questi ragionamenti, molto perplesso. Sì, no, Alberti. Giorgio, hai colto bene, perché io sento vecchi discorsi. A fronte di una situazione che non ci si rende conto evidentemente di quanto sia profonda questa crisi, ma non crisi economica soltanto, che peraltro è drammatica, ma la crisi di sistema. Sento vecchi discorsi legati a logiche che, vedrete, saranno spazzate via dai cittadini, perché non hanno una memoria così corta da non ricordarsi che il nostro capo del governo prima di Monti diceva bisogna andare via dall'Italia, e per brevità non dico tante altre cose. E per quanto riguarda il titolo, è azzeccatissimo, perché prima si sono fatti discorsi su alleanze eccetera. Per brevità dico soltanto, la Lega aveva detto mai più con Berlusconi e adesso invece sì con Berlusconi. Ma non ho detto questo, io ho detto che... Provo a dire due cose anch'io, perché non ho mai aperto bocca. Faccia finire 30 secondi poi. Sì, ma neanche dire quello che non ho detto, perché non ho mica detto che facciamo l'accordo con Berlusconi. Non lei, la Lega, il suo partito, nei massimi livelli ha detto mai più con Berlusconi. Mi pare che qualcuno l'abbia sentito. Per quanto riguarda poi il PDL, che adesso si ricompatta, ma è un padrone. E come si fa a non ricompattarsi quando il padrone torna? Se il gatto va via, i topi ballano, e ne erano venuti 18, 19. Lei non vuole essere ma qui c'è... però lei non deve neanche offenderci, perché io padroni sinceramente non ne ho. Dopo lei replicherà come crede. Però, no. È lei che ha detto prima il fondatore, non ha detto tra i fondatori. Ma fra fondatore e padrone, lei considera che fondatore e padrone sia un sinonimo? Io sto esprimendo il mio punto di vista, me lo lasci fare, poi lei non ha fondato il partito di cui parte lei, non credo che sia un padrone, no?
Nel nostro partito? Lei Non si è c'è riempito la assolutamente bocca un di pardon, democrazia, mi faccia dire il mio punto di vista Che non offende. e dopo dirà il suo. Certo, basta non offendersi. Confronto democratico non è un'offesa, padrone, no? No, dai, Padrone io guardi, mi impegno, vado in mezzo alla gente, su. so cosa vuol dire prendere i voti, le preferenze, so cosa vuol dire fare i congressi. Se avessi usato io il termine servo avrei offeso, ho usato il termine padrone. Sì, ma il padrone presuppone, capisce il collegamento col servo. Che non funziona così, io mi impegno e rispetto tutti. Lo sta dicendo e dico lei, che Federico Sari è una persona per bene. Lo sta dicendo lei. Berlusconi ha detto: come fate a fare le primarie se non vi do i soldi? Mi sembra abbastanza significativo. Lo chiamiamo partito azienda, come vuole lei. Sì, ma no, vorrei finire il pensiero molto brevemente. Un capo di un partito non può metterla a questi livelli, dai, prego. Berlusconi non ci creda, le primarie l'ha detto. A concludere, Alberti. Io ci credo invece, vede quanto non sono Marco, io ci credo e faccio presidente del comitato del primario di Padova. Sono il primo a farlo in Veneto. Lei è padrone di credere tutto quello che vuole, qui sono i cittadini italiani che ormai ai pifferai magici credo che non crederanno più, ma lo vedremo alla prova dei fatti, quando finalmente qualcuno potrà dire se non ci sarà... Però se l'obiettivo è le politiche keynesiane che vorrà fare, visto che lei è economista, no? Ecco, siccome anche qua qualcuno vedremo chi qualcosa andrà al governo, vedremo cosa farà. Vedremo le politiche keynesiane di Fassina, dove andranno a finire con Bersani. Però Alberti, mi scusi, lei auspica un ministro Fassina? No, per carità, ma Dio se ne scampi di un ministro come Fassina. Dobbiamo ancora provarle queste. Dobbiamo parlare uno alla volta. Il signore ce ne scampi di Fassina, che fa di quei discorsi che... gentilmente, per carità, uno alla volta, perché altrimenti la gente a casa non riesce a capire. Volevo completare la domanda, Alberti. E prima nel servizio di Trivellato ha detto Berlusconi ritorna ad essere nel partito perché spera che la sua coalizione raggiunga il 25% di voti. Raggiungendo questo 25% diventa una parità nelle Camere. Non è che siamo al punto di partenza, questo nel servizio, se è sbagliato Sari ditemelo pure, però se questo è l'obiettivo non è che si andrà a votare e dopo un mese bisognerà riandarci? Allora, indovino non sono e vedremo i conti alla fine. Certo questi calcoli li fanno, è ovvio che li fanno, e il fatto che torni Berlusconi, qualcuno ha ipotizzato che sia legato proprio alla legge sulla ineleggibilità dei condannati. E qui da cittadino italiano io dico, mi vengono i brividi quando nelle democrazie europee c'è chi si dimette perché ha copiato la tesi di laurea. Siamo a questo livello. Una osservazione di Giorgio Borile dice: ma allora tutto è come prima, non è cambiato nulla? Dico no, signori. Io qui ho sentito discorsi come se nulla fosse cambiato, ma credo, esprimo un'opinione fallibilissima, lo vedremo, che non potrà essere più tutto come prima, niente sarà come prima. Vabbè, staremo a vedere. Da me però questi ragionamenti. Fermo lì De Lorenzi, perché andiamo in pubblicità. Elisabetta, ricordiamo i numeri perché avete capito. Ma voi continuate a ragionare con le logiche. Difficoltà andare a prendere i voti, no? Vi prego, stiamo qui fuori, nevica, stiamo qui tutta la notte, però ho la pubblicità. Elisabetta, ricordiamo i numeri per interagire con noi? Sì, vi ricordo che potete chiamarci allo 049 80 777 53 o potete scriverci al 345 3341 171. Torniamo tra pochissimo. Rieccoci, nel preparare questa trasmissione, Massimo Vitucci, noi questa settimana avevamo preparato un attimino il tema delle intercettazioni telefoniche, avevamo cercato di preparare una settimana calda, poi tra ieri e oggi è successo quello che è successo, allora nell'apertura di questo... È successo di tutto e sicuramente di più. Nella conclusione poi andremo nell'intercettazione e chiederemo al professore nella settimana cosa è successo, perché abbiamo dei contributi da farvi vedere. Cosa succederà? Si darà le elezioni, febbraio, marzo, il Napolitano sistemerà le cose, ritornerà tutto come prima, perché ancora
non è chiaro nulla perché... Ma ormai la situazione secondo me è chiara, il PDL ha staccato la spina, quindi ci sono da concludere una serie di decreti, tra cui la legge di stabilità. Diciamo, la legge di stabilità, anche se noi abbiamo votato contro, è comunque una legge molto importante e andrà convertita nei prossimi 15 giorni, quindi sono le modifiche adesso al Senato, poi verrà alla Camera in terza lettura, poi ci sono tutta una serie di decreti che sono ancora in corso. Ovviamente i decreti possono essere convertiti anche dopo lo scioglimento delle Camere, quindi bisogna anche chiarire questo. Quindi io penso che le Camere saranno sciolte o subito prima di Natale o dopo l'Epifania, perché ovviamente i tempi tecnici sono quelli e si andrà a elezione fine febbraio troppo presto, fine marzo troppo tardi, probabilmente la data giusta è quella che era stata indicata tempo fa, che è quella del 10 di marzo. Ci sarà forse un provvedimento governativo per cercare di trovare una soluzione per un unico turno elettorale, quindi un election day, con le regionali e le politiche, perché attualmente sapete che le norme regionali sono diverse dalla normativa nazionale, quindi probabilmente in questo settore ci sarà ancora un decreto del governo per puntare a un unico giorno. In effetti è una cosa che noi troviamo anche corretta, perché pensate che l'election day potrebbe portare dei risparmi pari o superiori a 100 milioni, quindi non è una cosa da poco. No, ho due telefonate, una me l'hanno già chiusa, passo quell'altra perché è un pezzo che sta aspettando, poi chiedo alla regia se andiamo a vedere, a concludere nel ragionamento appunto i sondaggi delle prossime votazioni, o quantomeno come voterà la gente oggi, fra 3 mesi, cosa pensano oggi. Sentiamo questa telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. E da dove? Mi chiamo Nicola, provincia di Padova. Prego Nicola. Volevo esprimere un mio pensiero, restando appunto in tema nel tema appunto del titolo del programma di questa sera. Volevo dire, c'era la possibilità di portare innovazione proprio nell'ambito politico, con la possibilità di candidare come vincitore alle primarie Renzi. Bene, io avrei escluso subito proprio questo passaggio tra Bersani e Renzi, avrei dato la possibilità, schierando tutti quanti uniti, proprio per il bene del Paese, tutti quanti a forza con Renzi, nel senso che essendo a suo favore all'anagrafe, per automaticamente proprio spingere ad un cambiamento radicale. Però questa ulteriore conferma che a me è dato, che automaticamente, avendo vinto Bersani, dietro a lui c'è tutto quanto il movimento politico in generale che sostiene ancora la vecchia politica. Cioè l'idea di Nicola, cambiare... è stato molto chiaro. Ossari, risponde. Però in parte non ha del tutto torto. No, ma vuol dire, noi abbiamo fatto le primarie. Le primarie è una competizione dove chi prende più voti vince. Allora, che il telespettatore magari abbia, come dire, avuto una preferenza per Renzi, ma non è dal mio punto di vista che sarebbe cambiato molto, perché la questione anagrafica non è tutto. In una fase come questa, al di là del fatto che insomma sicuramente Renzi è una persona competente, è un amministratore, quindi viene dal territorio e sa benissimo, però oggi dobbiamo anche dire che probabilmente per la complessità della stagione, della situazione in cui stiamo vivendo, l'esperienza e la capacità di fare diciamo da fulcro di Bersani è decisamente diversa di quella di Renzi. Ma la gente è stufa della Bindi, di D'Alema, cioè, perché io penso che parliamo di innovazione, come diceva prima. Non si fa neanche così. Allora, se facciamo le primarie non va bene, perché poi anche voi vorreste che magari avesse vinto qualcun altro, ma questa è una scelta vostra. Dalla nomenclatura allora, proprio. Io dico, io ho organizzato come dice Bersani il mio campo, nel senso noi stiamo organizzando il nostro e penso che l'abbiamo fatto in maniera trasparente. Poi io sono convinto che Berlusconi avrebbe fatto la stessa scelta anche se fosse stato Renzi, tanto per essere molto chiari. Io sono convinto di questo, perché in qualche modo era nella sua indole, lui ha fatto una scelta tutta legata alla necessità di mettere insieme i pezzi che si erano dispersi dentro il PDL, e lo ha fatto perché in questo modo, forse anche perché non voleva che restasse di lui l'immagine di un anno fa quando è andato via in quel modo cui abbiamo detto prima, e credo anche che questo non aiuti oggi. Può riconoscere è stato un modo dignitoso, perché non è mica stato sfiduciato Berlusconi. No, che alternativa aveva?
di stare lì altra settimana, perché stava su una settimana, e mi pare che anche l'entrata di oggi, quindi si parla di spread, no, l'entrata di ieri, sai che ne ha trovati di sostenitori anche nel centro-sinistra qualche altra volta, no? Quindi ma non è stato una settimana poteva succedere di tutto. Ma non facciamo condizionare la politica adesso assolutamente, però è un segnale, perché vuol dire che allora chi tira le fila della finanza mondiale come fanno? Determinano le scelte di carattere politico, è una cosa gravissima questa. Uno che succede dice però un purtroppo giorno una cosa, un giorno non dice un'altra. Quando dici che un giorno è europeista, un giorno è contro l'Europa, un giorno contro siamo Monti, per un'Italia un giorno forte in Europa, non un'Italia in ginocchio davanti alla Germania, non vogliamo questo. Ma i trattati li ha firmati lui a settembre 2011, quando era preso con l'acqua alla gola, lo ricordiamo tutti. Draghi, chi l'ha mandato? Draghi è una buona scelta alla BCE? Scusa là? Draghi è una buona scelta alla BCE? Ma io credo, sì, io credo che è Draghi figlia del governo Berlusconi? Cioè, non facciamo tutto il bene, Draghi tutto è una il male, persona autonoma che ha fatto gli interessi sicuramente ma il governo italiano e anche dell'Italia, nella persona del Presidente del Consiglio, in quel momento, ma direi lo stesso se fosse stato il governo Prodi, in quel momento pesa nelle scelte o non pesa? Vuol dire, insomma, perché non si può qua continuare a dire, io direi, siccome il titolo della trasmissione era l'interesse politico scavalca l'interesse dei cittadini, e siccome il mondo è cambiato e tutti ce ne rendiamo conto, ma basta con questa politica che dice solo tu sei brutto, tu sei cattivo, tu hai sbagliato questo, no, io ho fatto questo. Confrontiamoci sui problemi della gente, no? Prima ci ha provato Massimo parlando di Fassina, che è responsabile economico del PD, ed esprime idee assolutamente legittime che sono le sue. Le sue, che non sono quelle di Bersani, tanto per e che essendo responsabile dell'economia televisione dappertutto, però anche vederla così, ti faccio una battuta, è preoccupante pensare che è responsabile del Dipartimento Economia del PD, esprime idee che sono solo sue, è responsabile del Dipartimento Economia del PD, no? Noi abbiamo idee diverse su questo, confrontiamoci sulle idee diverse, no? L'articolo 18, abbiamo idee diverse, no? Basta con la politica di questo è brutto, questo è cattivo, adesso sono tutti terrorizzati da questo ritorno di Berlusconi, ormai. Se lo annuncia, lo annuncia. Ma il ritorno di Berlusconi, secondo te, va nell'interesse politico del PDL o nell'interesse dei cittadini? L'interesse politico, l'elezione politica, sai qual è l'interesse politico? E della vostra parte politica, ma non dei cittadini. L'interesse politico che preme a me è quello dei cittadini. E grazie al cielo, non è vero, il 10 marzo, se sarà il 10 marzo, condivido quello che diceva Massimo, se sarà il 10 marzo, i cittadini sceglieranno. Siete ampiamente favoriti, no? I bookmakers vi danno ampiamente favoriti. Vado a memoria, non per guardare indietro, però la memoria serve perché guardo al futuro, così era anche nel 94 per Occhetto, così è stato nel 2006 per Prodi, dove fu pareggio, quasi pareggio, ha vinto il centro-sinistra alla Camera di qualche migliaio di voti, al Senato vinse il centrodestra perché senza il voto all'estero, e tu ricordavi che ha fatto un senatore, e derivava dal voto all'estero, degli italiani all'estero naturalmente. E vedremo fra un pochino. Ma è cambiato qualcosa. Va bene, vediamo guarda, il sondaggio che abbiamo preparato prima delle dichiarazioni di Berlusconi che si riproponeva. Questi sono i sondaggi, non cambiano di molto. Questo qui è di 4 giorni fa, dell'Ipsos. Dunque il PD è dato quasi al 30%, 29,7%, Movimento 18,3%, il PDL 16%, 5 giorni. 5 giorni, sì, questo 5 giorni. Tutti i sondaggi ci danno un po' più alti del 29,7, però insomma. Dipende, ci sono altri sondaggi che danno il 32, però le spiego. Anche 38, però io non ci credo. Che a voi vicino, l'ho visto prima di venire via, a noi il 38, questo è l'Ipsos. Quello dell'SVG vi dava il 29,4, mi pare 29. Scusate, è un sondaggio veritiero, non è, dopo se qualcuno di voi vi dà il 42, io non lo so, io dico quello che abbiamo preso come sondaggio. Perché se fosse al 42 sarebbe chiusa la legge elettorale, perché loro vogliono premio di maggioranza, dovessimo polemizzare, no? Che l'Ipsos è una... Non siamo mica ancora in Parlamento. Premetto che l'Ipsos è una società seria, certo. Quando dai sondaggi non è una che si inventa, dunque mi permetto che dal 29 al 38 c'è un bel divario, mi sembra che sia così. Sinistra Ecologia e Libertà 5,5, l'UDC 5,2, l'Italia dei Valori 4,3, se giriamo pagina, chiedo alla regia. È metà. La destra 2,1, Federazione Sinistra 2, Italia Futura, il gruppo di Montezemolo 2, Futuro Libertà l'1,5 e Bonino e Pannella l'1, altri partiti 6,6, gli astenuti, gli indecisi 43,9, che sono leggermente aumentati nel sondaggio che ho visto oggi, poco prima di venire in onda, sono quasi il 45-46%. Domanda a tutti voi, poi cambieremo argomento, con queste intenzioni di voto degli italiani si potrà governare
Ma con l'attuale legge elettorale è chiaro che chi prende un voto più degli altri porta a casa il premio di maggioranza e quindi si può governare, ma come dicevo prima c'è questo premio di maggioranza al Senato che può rimettere tutto in gioco, sì, nonostante gli astenuti e gli indecisi potranno incidere ancora. La differenza tra centro-sinistra oggi e centro-destra nella sua interezza comunque sarebbe ampia. Oggi gli elettori italiani sono milioni in più verso il centro-sinistra rispetto al centro-destra, però il voto sui singoli collegi senatoriali mette in discussione probabilmente il risultato delle prossime elezioni, e questa è una cosa estremamente seria ed è come dire, l'attestazione del fatto che Berlusconi è ritornato in campo con l'obiettivo chiaro di mantenere questa legge, perché nel momento in cui il PDL decide di staccare la spina a questo governo, non è che l'ha deciso in maniera collegiale. Ma mi scusa, la sinistra è molto avvantaggiata da queste elezioni. È avvantaggiata da una vittoria netta delle elezioni. Direttore, è avvantaggiata a livello nazionale, ma al nord, dove la Lega può arrivare ancora a numeri importanti sommati al PDL, e possono fare la differenza. La guardiamo, se vi fate vedere la prima pagina, cioè, voglio dire, tutto Lega, guardate, la Lega sommata al PDL dà un 22%. No, ma lui sta dicendo che in Lombardia e in Veneto, dove la Lega sicuramente è una presenza, dove noi siamo forti, a livello nazionale fa il 6. Se noi siamo forti in Lombardia e Veneto, la Lega è forte storicamente in Lombardia e Veneto, credo che anche il Piemonte adesso si avvicini. Il 6 per la Lega è 3 regioni. Lui dice al Senato, hai capito? Perché anche insomma, il Friuli diventa competitiva in queste regioni. E l'Emilia, insomma. Diciamo che c'è un aspetto che secondo me Berlusconi entra in campo e pensa anche di catturare anche un consenso su tutta quella fascia di indecisi, cosa che gli è riuscita in altre occasioni, e sfruttando il fatto che in alcune regioni l'alleanza con la Lega Nord è strategica, può diventare utile non tanto per la vittoria complessiva alla Camera, ma per il Senato, condivido. Anche però la scelta dell'Election Day, io dissento un po' dei miei colleghi che sono presenti, perché credo che l'accorpare le due cose, le regioni, io dico Lazio in particolare, sono 2 mesi che siamo senza governo e oggi si vuole spostarle a marzo, quindi abbiamo quasi un semestre. È una fortuna che sono 2 mesi senza governo in Lazio. Sì, ma i problemi restano, non è che le cose si risolvono lasciandole lì. Io credo che però non sarà un mese di differenza se sono 100 milioni di euro. Io credo che la vera preoccupazione è che per i cittadini. Tanto c'è una sentenza che dice che ste robe devono essere fatte, è già passato un tempo abbondantemente. Vediamo se può farsi che Lazio voti da solo. Mi pare che si voti il 4 o il 5 febbraio sia stato deciso e si stia decidendo in questo senso. Ma scusa Federico, tu preferisci votare un mese prima e spendere 100 milioni di euro nelle 3 regioni? Non sono 100 milioni di euro, sono 2 regioni, ti sembra non considero neanche... Però il vero problema è un altro, dobbiamo dirlo ai cittadini, che Berlusconi ha paura, e centrodestra ha paura, di queste elezioni regionali, perché possono essere un traino al ribasso. Ma siete così favoriti per le nazionali? Invece Giorgio, valete le cose per come sono, se no ci prendiamo in giro. Se mi permetti di dire una cosa, lui le vuole accorpare perché vuole misurarsi una volta solo, non 2 volte. Mettiamo l'altra pagina. Lì ci sono, ma va là, dai, siamo in democrazia, stiamo seri. Astenuti, è una scusa un po' quella dei costi. Non voglio arrivare lì. Allora lì c'è scritto astenuti, indecisi, sì, Mago Sima. Astenuti e indecisi 43,9, io non credo che queste elezioni siano già decisi, perché una quantità così importante, anche vedendo i numeri, cioè il PD alle scorse elezioni fa il 33% con Veltroni, che ha voluto questa legge, perché Berlusconi l'ha fatta con in una cosa... No, stai dicendo? Noi l'abbiamo voluta. No, che ha voluto insieme, se mi fai finire la frase in italiano, che ha voluto insieme a Berlusconi questa legge, perché Berlusconi era per il modello americano, quindi Partito Democratico da una parte e Repubblicano dall'altro, il bipolarismo a lui stava bene. E venivate l'avete approvata voi questa legge, con la Lega e anche l'UDC. Sì, ma a Veltroni questa legge è stata successivamente benissimo e piaceva tantissimo. Adesso detto questo, comunque volevo dire una cosa diversa: astenuti e non le avete mai, avete vinto le elezioni ma non avete le condizioni per cambiarle. Adesso quegli astenuti indecisi del 43,9% vengono in gran parte, direttore, vengono in gran parte dal nostro elettorato. Perché, ripeto, Veltroni nel 2008 ha fatto il 33%. Ci sono sempre, però, adesso, scusi Marco, ma ci sono sempre una trentina per cento ma mi fai finire per piacere il ragionamento, vorrei arrivare a attaccar l'asino dove voglio.
Siccome il PD adesso è al 30-32%, diceva addirittura prima Federico. No, ecco. 38 ha detto Federico, volevo sapere dove. Ci sono sondaggi che volevo arrivano... sapere dove. No, ma non ci credo neanch'io. Vabbè, comunque, però finisco, è al 38%. Magari. Vuol dire che in quella quota di astenuti indecisi ci sono tanti cittadini a cui noi evidentemente non abbiamo saputo parlare in questo periodo. Vogliamo farlo in questi mesi, vogliamo fare insieme ai nostri alleati una proposta credibile. Quindi le elezioni, loro sono favoritissimi. Facciano già festa, ma sono tutte da giocare, perché il 43% è tantissimo. Ricordo che il 30%, ci sono sempre, scusi, conti, quel 43%, se anche lo prendi tutto, è il 21,5%. Non pensare che sia il 43%, è il 21,5%. Se sai fare i conti. Allora, se tu dal 16 che aggiungi il 21, comunque sei ancora sotto. Cioè voi siete spacciati, no, grazie a Dio. Se parti, non è così. Se parti da questo ragionamento, vorrebbe dire che in questo ragionamento l'altro 50% il PD non ha il 30 ma il 15. Marco, mi scusi, Marco, ma il 30% sul Lorenzi, voto espresso... mi scusi, i voti, scusatemi un attimo, è il voto valido. Negli astenuti e negli indecisi comunque rimarranno sempre da un 25 al 30%. In Italia no? I voti, sì, sempre quasi ogni anno, sempre stata ogni votazione. No. Sì, ma non è così. Si vota in Italia, si vota in tanti in Italia. No, in Italia nelle votazioni, vi do la statistica, l'abbiamo fatta vedere l'altra volta, negli astenuti e negli indecisi ogni votazione ci sono sempre dal 25 al 30% che non va a votare. Come no? Vi faccio vedere i dati, come no? E infatti non modifica non modifica il risultato. 25, insomma. Neanche in America. In America vota il 66%. 25%, Marco, adesso ho sbagliato di un punto a memoria. Perdonami Marco se sbaglio un punto. Però ho capito che non mi perdoni nulla, però sarà 25. Certo. Dunque lì i voti non sono il 44%, ma sono bensì 25, 44 meno 25 viene fuori il 19% più o meno di voti da raccogliere, che come diceva De Lorenzi, sommati i 16 arrivate al... Ma se stiamo dicendo che già con quel 16 siamo decisivi al Senato, mi permetti che sarà importante anche quel 19? No, assolutamente. Ma se non è importante che ce lo lasciano tutto. No, ma Marco, stavo dando ragione al PDL in questo caso, che sommato a quelli non è come dice De Lorenzi, ma sareste il primo partito. Certo. Ecco, dunque stavo dicendo questo. Marco dice no. Però c'è anche la Lega lì dentro, perché anche la Lega ha perso lo troviamo no, deve trovarlo su un sito un po' su un sito suo particolare, perché abbiamo studiato tutta la settimana per capire se ci sono delle novità, anche in virtù proprio oggi, mentre preparavo la scheda con i colleghi, ho chiesto esplicitamente ai miei collaboratori di guardare se ci sono delle alterazioni in virtù di quanto ha detto Berlusconi ieri, e non le abbiamo notate a oggi, notavamo il 14, il 15, però abbiamo cercato di andare a analizzare Sonda Italia, tutti i maggiori sondaggisti italiani, per non dare dei numeri sbagliati. Santo Dio, un percentuale me lo perdoni, ma non 8, mi vergogno di averla preparata. No, è molto alto il dato dell'IDV, secondo me, che non abbiamo sottolineato. A me non risulta, non risulta che abbia un dato del 4. A fine novembre, dopo le primarie nostre, lunedì, martedì, avevano dato sondaggi decisamente molto diversi. Sì, però sotto il 2%. Basta guardare sul sito del Corriere, poi magari in pausa lo guardiamo. Lo vedremo che su che campione è stato fatto, su quanti contatti? Ipso. Sì, ma su quanti contatti? Su 2000 credo, adesso non ho il dato qui, credo su 2000 contatti. No, l'Ipso comunque è un istituto serio. È un istituto serio, non è che dia numeri. Cioè, però era di novembre, la politica... Fine novembre, fine. Ma è correttissimo questo sondaggio. In effetti tutto quello che sta succedendo, l'hai ricordato tu, hai fatto un titolo per la trasmissione, hai dovuto cambiarlo perché stanno succedendo talmente tante cose che poi vorrei di settimana in settimana, e io me lo auguro, le cose possono cambiare. Alberti. Allora, io vorrei Elisabetta, prova a guardare il 38% del PD, per favore, sono curioso con Ossani. Sul Corriere. Sul Corriere, andiamo sul sito del Corriere, vediamo se sì, l'ho letto anch'io. Vorrei uscire un attimo da questa logica un po' ragionieristica. Mi pare comunque ancora enorme quella percentuale di astenuti indecisi, ma sembrava di cogliere nelle primarie del PD un segnale di inversione di tendenza. Lo vedremo. Io dico soltanto, signori politici, state sereni che poi l'11 di marzo, se sarà quella la data, vi conterete e vedremo cosa sarà successo. Finalmente il popolo sovrano. Un ragionamento. Ma guarda che la gente che lavora onestamente vive bene con se stesso, cioè, non è che abbiamo bisogno di lei che arriva qua con la bacchetta e dice voi politici, cioè chi fa onestamente il proprio lavoro, chi lei fa bene il deputato, politico? No, ma è il suo atteggiamento così da paternalistico, perché lei probabilmente non ha mai fatto politica, non ha mai fatto il sindaco, non avrà mai fatto il consigliere comunale,
comunale, quindi lei di amministrazione non ne capisce assolutamente nulla, ecco, perché chi ha provato a fare le cose e allora ne sa qualcosa. E quindi prima di arrivare in trasmissione a fare la benedizione, la paternale, ci pensi un attimo, ecco, perché ha davanti delle persone che magari hanno fatto delle esperienze un po' diverse, insomma, lavoro per no, che lo fanno magari in maniera onesta e così, perché insomma non è che si fa di tutta un'erba un fascio, perché siamo un po' stufi di questi che arrivano qui e magari che non sanno nulla di politica perché non hanno fatto nulla nella loro vita, ecco, di questo, e dopo ci vengono qua a darci la benedizione. Alberto è un economista, però nella famiglia la politica la conosce bene perché ha dei colleghi anche ha dei colleghi. Allora anchio farò il medico come Marie, perché siccome io conosco Marino, e allora lui è medico, e allora io siccome lui fa il medico potrei dare anch'io dei consigli, perché io ho un amico che si chiama Marie che fa il medico. Dai, però Federico, sai cos'è? A me piace che scherzare, però l'11 marzo lo accetto, come lo accetti tu, come sempre, cioè anche è importante alle volte. Io ho anche fatto un po' di sport nella vita, alle volte impari più dalle sconfitte che dalle vittorie, però anche non ho peli sulla lingua notoriamente, dico quello che penso, non mi porta sempre bene. Guardate questo sondaggio, le affluenze alle urne nelle politiche del 2006 l'84, nel 2008 l'81, quello che è previsto oggi è il 70, quindi un 30%. In Sicilia è stato meno del 50%, forse meno del 50, 48, 47 47. Questa è un'indagine realizzata per la 7 della Demopolis, però in Italia vota l'80-85% di solito, però con la disaffezione che c'è adesso è già tanto 70, mi stupisco anche del 70, purtroppo dico io. Sì, anche secondo me è alto. Prego Alberti. Grazie. Allora, quello che ho fatto io nella mia vita riguarda me, quello che ha fatto lei, che è un ruolo pubblico, riguarda i cittadini che sapranno valutare e giudicare, quindi io non replico su questa affermazione molto arrogante che lei fa, molto arrogante, ma si conferma. Se fossero queste le percentuali reali del voto, ci sarebbe secondo me un altro governo Monti. Detto questo però, io volevo soltanto dire, lo dico un po' in ritardo ma provo a dirlo lo stesso, di sdrammatizzare questo evento delle elezioni, della vacanza di governo, della ingovernabilità forse probabile, futura, chi lo sa, perché noi siamo sempre sotto ricatto, siamo stati sotto ricatto dei comunisti, siamo stati sotto ricatto di Roma ladrona, siamo stati sotto ricatto dello spread, siamo sempre sull'orlo del baratro. Ricordo una vignetta quando Amato prese il governo, che Repubblica uscì con Forattini, mi pare, Amato diceva l'Italia è sull'orlo del baratro, con me farà un passo avanti. Siamo sempre in quella situazione lì. Ebbene, quando tutti ricordano i bei tempi andati e il boom economico, quando si stava bene ma poi la memoria è bugiarda, noi cambiavamo governi una volta all'anno. Quindi la drammaticità di questi eventi io la ridimensionerei. Stiamo a vedere cosa decidono i cittadini e lo spread, da economista mi permetto di dirlo, la reazione allo spread non è stata eclatante. La variazione allo spread di 20-30 punti di aumento non sono state eclatanti, è una leva molto sensibile, molto in grado di oscillare in maniera violenta. Quello che è successo in questi giorni non dà un segnale così preoccupante su uno spread che possa tornare a livelli, per intenderci, della fine governo Berlusconi. Non li vedo io. Posso fare una domanda? Che incidenza ha lo spread sul debito pubblico italiano? Ce l'ha come l'incidenza, però... E poi faccio un'altra domanda. Secondo... un attimo solo, perché anche qui però va capita. E poi arrivo Draghi, sì, infatti. Va capita questa cosa qui, perché lo spread incide sui titoli in emissione. Bravo. E quindi lo stock dei titoli in emissione non sono che una minima parte dell'enorme montagna del debito pubblico di 2.000 miliardi. Quindi incide sì, ma non è una incidenza così drammatica come ci è stato fatto credere.
Secondo lei ha fatto del bene il prestito della BCE alle banche con l'obbligo di comprare i BTP italiani? Ha fatto bene sì, Sì? ma non ci si doveva fermare lì. E oltretutto quei soldi dovevano finire alle piccole e medie imprese. Che non finiranno mai nelle piccole e medie imprese? No, non finiranno mai. Ecco. Quindi ci voleva un controllo e un'azione più incisiva, ma questo è un governo di banchieri che fa gli interessi di banchieri, e bravo. da loro non lo possiamo. Bravo. Non ce lo possiamo aspettare da loro. Era lì che volevo dire. Allora la buona politica, semmai un giorno... È espressione delle banche, Semmai un giorno la buona politica... E quindi i cittadini da questo non avranno mai vantaggio. Si potrà riaffacciare sullo scenario italiano, allora qualcuno forse metterà le mani anche a queste cose qui. Andiamo in pubblicità, poi al rientro parleremo delle intercettazioni telefoniche tra poco. Allora, prima di passare, il ragionamento della pubblicità andava sul sondaggio, Massimo Bitonci aveva trovato un sondaggio, dove e che sondaggio Bitonci? Oggi, proprio di oggi, di SVG, quindi sì, insomma ditta abbastanza seria. Insomma. Partito Democratico 30,3. Allora mi fate vedere il nostro per favore. L'altro lato dello studio che a noi Mi giri la pagina nel primo... Abbastanza serio. Nella prima... eccolo qua. Quant'è, scusi, il partito? 33. Cosa abbiamo sbagliato? 19,7, bellissimi. 5 Stelle ci sta, siamo al 19,7. Guarda sondaggio Repubblica. 5 Stelle 19,7, Popolo e Libertà 13,8, quindi qua è Lega Nord 6, Sinistra Ecologia e Libertà 5,6, Unione di Centro 5,2, Italia dei Valori 2,6. L'unica Italia dei Valori che è un po' sbagliata. Rifondazione 2,1, Futuro e Libertà 1,8, la destra 1,6, Lista Bonino, eccetera, eccetera. Vabbè, e indecisi e non rispondenti 26%, astenuti bianche e nulle 17%, 26... indecisi più astenuti 43%. Come noi, più o meno, abbiamo sbagliato di poco, perché Ossari non mi faceva dormire la notte. Va bene, intercettazioni, sto scherzando, dormiamo, Federico. Sì. Intercettazioni, andiamo a vedere il servizio di Tullio Trivellato. In questo periodo dormono bene. Ma capita. I giudici della Corte Costituzionale hanno accolto il ricorso presentato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano contro la Procura di Palermo in merito alle intercettazioni indirette di alcune conversazioni telefoniche tra il Capo dello Stato e l'ex Ministro dell'Interno Nicola Mancino, sottoposto a sorveglianza dai pubblici ministeri siciliani nell'ambito dell'indagine sulla trattativa Stato-mafia. La Consulta ha ritenuto che non spettasse alla Procura di valutare la rilevanza delle intercettazioni né di omettere di chiederne al giudice l'immediata distruzione ai sensi dell'articolo 271 del Codice di procedura penale. Pertanto, come richiesto dai legali che rappresentano il Quirinale, quelle intercettazioni vanno distrutte perché lesive delle prerogative che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato. Le ragioni della politica hanno prevalso su quelle del diritto, sono profondamente amareggiato. Questo è stato il commento del pubblico ministero Antonio Ingroia. La sentenza della Corte Costituzionale rappresenta un brusco arretramento rispetto al principio di uguaglianza e all'equilibrio tra i poteri dello Stato. Pronta la replica del vicepresidente del CSM Michele Vietti alle parole dell'ex procuratore aggiunto di Palermo. Il conflitto non fa riferimento a un contrasto ma solo ad un'azione per regolare i confini tra poteri dello Stato. Hanno fatto ricorso al conflitto di attribuzione molte autorità. I punti interrogativi sulla vicenda restano comunque ancora tanti. Primo fra tutti, come mai in altri casi le intercettazioni casuali di telefonate del Presidente della Repubblica non hanno sollevato alcun clamore, come viceversa è avvenuto in questo caso? Il sospetto sorge spontaneo, evidentemente c'è qualcosa da voler tener nascosto. Nel frattempo resta in dubbio il destino delle telefonate di Napolitano con Mancino, di cui la Consulta ha ordinato la distruzione. C'è il problema di quando e come procedere, visto che prima della sentenza della Corte, di cui non si conoscono ancora le motivazioni previste tra circa un mese, l'ufficio competente aveva escluso di poter ricorrere all'articolo del codice indicato dai giudici costituzionali. In attesa di chiarimenti, le registrazioni restano allora chiuse nell'archivio della Procura.
Questo servizio tu l'ho trivellato del collega meriterebbe molte domande. Ne faccio una, professore, che è stata una settimana turbolenta per questo episodio, per quello che ne discutevamo prima. Le faccio una domanda semplice che vorrebbero essere molte domande. Perché? Perché praticamente non vengono certe legislazioni fatte ascoltare, perché altre sì, perché i magistrati dicono certe decisioni dei magistrati vanno prese in un modo, altre vanno prese in un altro e non c'è uno stesso modo di valutare le cose? È un'altra bella domanda. Lei fa sempre delle domande a cui è difficile rispondere. Perché la conclusione vorrei dire perché siamo in Italia. Allora, la Consulta nella stessa situazione nei confronti di Berlusconi ha dato una risposta, un responso esattamente contrario. Adesso nel caso di Napolitano bisogna distruggerle. Mi spieghi perché? Si sono pestati i piedi da soli. Allora, il problema è di una semplicità unica. I nostri padri fondatori della Costituzione non hanno voluto appositamente, credo, dare una interpretazione in questo senso, perché, e non hanno dato limitazioni in questo senso, perché il magistrato che individua determinate situazioni ha l'obbligo, non il diritto, ha l'obbligo di conservarle ed eventualmente di farne uso se lo ritiene, ed eventualmente ci sarà un'opposizione da qualcuno che non è interessato in questo senso e ci sarà un giudizio. Ma non possiamo a priori dire che le intercettazioni non fatte al capo dello Stato, ma dove il capo dello Stato casualmente è stato intercettato, in qualche maniera devono essere cancellate. Perché quello che conta non è quello che dice Napolitano in quelle telefonate, ma è quello che dice Mancino in quelle telefonate e perché Mancino ha telefonato. E allora no, ho capito, non c'entra niente il capo dello Stato. E allora perché sono state conservate quelle di Berlusconi? Per lo stesso motivo di giustizia, siamo tutti uguali. Non ho capito, ma dove siamo? Dove la giustizia viene fatta ad personam in tutte le maniere? Non ha senso, ma scusate, allora io vorrei uscire da questa situazione italiana e andiamo in un partito in un paese che è fondamentalmente democratico, che ha insegnato la democrazia a tutto il mondo, che sono gli Stati Uniti. Ha portato la democrazia in Giappone dopo la guerra, ha portato la democrazia in Italia, ha portato la democrazia in Germania, ha portato dappertutto. Ci ha spiegato che bisogna andare a votare, bisogna scegliere i partiti, bisogna fare tutte queste cose qua. E un po' alla volta ci siamo arrivati. Quindi un paese democratico come gli Stati Uniti. Le registrazioni del Presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, sono state prese e portate a testimonianza di quello che stava facendo. E ha dato le dimissioni. C'è stato l'impeachment. Ma non ho capito. Che cosa aveva da perdere Napolitano in queste registrazioni? Perché si è rivolto alla Consulta, mettendo la Consulta nella condizione di dover decidere e salvare comunque la situazione, perché la situazione non è grave per le telefonate, è grave per le istituzioni in questo momento. E quindi non ha voluto inserire. E allora non si domanda nemmeno se sia buon senso. E allora bisogna lasciare che le cose vadano avanti. E bisogna, una volta per tutte, e questo è il diritto dei cittadini, e in questo senso il titolo della trasmissione torna giusto. Hanno diritto i cittadini di sapere com'era quella questione di quella volta, cioè in Sicilia se effettivamente la mafia era collusa con la politica, se la politica aveva interesse nei confronti della mafia, perché sono stati uccisi dei magistrati, e perché sono stati uccisi dei politici, e perché quando sono stati uccisi i magistrati non è successo niente, quando sono stati uccisi i politici allora si è fermato il mondo. Questo è il grosso interrogativo e in questo senso credo che
ci siano delle risposte. Abbiamo un attimo, perché professore, ieri sera a servizio pubblico la moglie di Borsellino ha voluto fare la dichiarazione, ha detto non voglio apparire, però ha voluto dire delle cose, non so se la regia ha pronto questo contributo, andiamo ad ascoltare, poi do la parola ovviamente tutto, cerco di completare il ragionamento per capire il perché, come chiedevo prima al professor Ermanno Caso. Allora vediamo il servizio della moglie di Borsellino che non ha voluto apparire, però ha messo le sue voci, vediamo. Gli studi giuridici perché ritenevo che potevo perseguire, dare soddisfazione a questo mio bisogno e questo mio desiderio facendo il magistrato e non anche un'altra professione forense, perché questo mi avrebbe consentito di dedicarmi agli studi giuridici senza avere la necessità di perseguire un altro genere di interesse. È chiaro che io, come tutti quelli della mia generazione che si sono trovati a vivere certi momenti, soprattutto in Sicilia, ma anche nel resto d'Italia per altri fenomeni, a un certo momento si sono trovati a dover fare il magistrato in un modo completamente diverso da quello che avevano previsto o ipotizzato nel momento in cui sono entrati in magistratura. Borsellino, che era già un giudice noto al grande pubblico, come si dice, perché aveva appena terminato il maxi processo a Palermo, aveva ottenuto l'incarico di procuratore della Repubblica a Marsala. Ritengo, e lo dissi ancor prima di andare lì, ritengo che ci siano ancora delle sacche non tanto di criminalità, perché ben si sapeva che esistessero grosse sacche di criminalità nella provincia di Trapani, alcuni sostengono che è nata lì addirittura Cosa Nostra e poi si sia trasferita a Palermo. Esistono comunque delle zone oscure nella storia criminale degli ultimi anni, molte di queste zone oscure sono localizzate in quella zona. L'arrivo di Paolo Borsellino a Marsala ha fatto sì che in procura si creasse un pool di giovani magistrati che hanno cominciato la loro carriera con un maestro di questa portata. Giovani magistrati che poi hanno continuato a lavorare negli anni in tantissime procure in Italia. Giovani magistrati che hanno studiato sul campo quello che significava essere magistrati autorevoli e magistrati indipendenti. Borsellino era un gran trascinatore, era molto bravo anche a fare la chioccia con dei giovani sostituti. Eravamo una procura di giovanissimi magistrati, nel quale l'unico magistrato con esperienza era lui. E mi ha in particolare dato un bagaglio professionale straordinario, esperienza in prima persona, stare a fianco a lui negli interrogatori ad esempio dei primi pentiti, le prime indagini di mafia, i primi processi anche nei confronti di uomini politici, insomma una ricchezza di esperienze che non ho mai dimenticato. Quando a fine 91 Paolo Borsellino si trasferisce da Marsala, dalla procura di Marsala a Palermo alla procura distrettale antimafia, porta con sé uno di quei giudici ragazzini che avevano imparato con lui a fare magistrati. Alla fine del 91 viene approvata la legge che introduce le procure distrettuali antimafia, il che comporta l'attrazione di tutte le indagini antimafia a Palermo. Marsala non poteva più occuparsi di indagini di mafia. Ora, per Borsellino occuparsi di mafia era quasi una ragione di vita, per cui benché stesse abbastanza bene in quell'ufficio a Marsala, non poteva più stare a lungo lì. Certo, farlo adesso a posteriori è molto più semplice. Nell'86, quando tutte queste verità giudiziarie ancora non erano conosciute, era difficile, e hanno dimostrato la lungimiranza di magistrati come Paolo Borsellino. Allora, vi ho fatto vedere un servizio che dovevo farvi vedere dopo, però adesso ci ritorneremo. La domanda: è giusto, come diceva il professor Ermanno Caso, lo chiedo a Marco, lo chiedo a tutti gli ospiti di studio, che il popolo italiano sappia la verità su questa storia? Ma secondo me credo sì, sia giusto però che lo sappia. Qui è estremamente evidente che ci sono stati due pesi, due misure, perché comunque io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, però Berlusconi, premier, capo dello Stato, cioè due funzioni diciamo importanti anche dello Stato. Io non voglio difendere né Berlusconi né uno né l'altro. Io penso che le intercettazioni sono importanti, però se usate con un certo criterio, certamente devono essere utilizzate per scoprire come
è successo molte volte, gravi delitti, per combattere la mafia è importantissimo, per combattere la criminalità organizzata, ma nel momento in cui le intercettazioni vanno sul personale, però è provato che verificare... lo Stato collaborava con la mafia. C'è un po' di confusione qua adesso. No, non c'è confusione. Si è provato che... No, qual è la confusione? La confusione è questa. Qual è la confusione? Sentiamo la confusione. Sta in questo, onorevole, la confusione. Sul fatto che il professore avrebbe indicato come nucleo del ragionamento i due pesi e due misure. Non è questo il caso. Lo stesso Napolitano ha una situazione analoga in quel di Firenze e lì le intercettazioni non sono andate distrutte perché non sono state giudicate, come in questo caso, penalmente irrilevanti. Ecco che in questo caso qua la competenza per come dire, eliminare, distruggere le intercettazioni non è della Corte ma è del giudice. E l'avvocatura ha chiesto solo questo, ma non ha stravolto assolutamente le cose. La questione invece è un'altra, ed è lo stravolgimento che viene indotto nell'opinione pubblica circa il fatto che attraverso questa, come dire, attraverso l'indagine che ha fatto Ingroia, che ha avuto secondo me il peccato ed è stigmatizzabile di averla resa pubblica al punto da indurre, come ha rilevato il professor Casen, il fatto che ci sia un sospetto attorno al Presidente della Repubblica, questo è molto grave perché induce nel cittadino il sospetto che i più grandi poteri dello Stato siano collusi, in questo caso con la mafia. Ma io, e questo, io capisco che voi dell'Italia dei Valori avete solo questo, siete monoargomento, quindi sapete a memoria tutto quello che succede. No, non so nulla a memoria, il mio ragionamento era un ragionamento di carattere generale, perché sì, ma avete sempre sbandierato e utilizzato del caso Ingroia. Il tema è quello delle intercettazioni. Il tema è quello delle intercettazioni che stiamo parlando. Non è vero. Il tema è l'espressione della Corte Costituzionale sull'attribuzione del conflitto di interessi. Il tema è anche di carattere generale sulle intercettazioni. Allora, se parliamo di intercettazioni di carattere generale, scusami, Marini, sempre dalla parte no, è che bisogna farsi sentire, se no vuol dire qua ha ragione sempre. Sulle intercettazioni, le intercettazioni sono uno strumento fondamentale per riuscire ad arrivare a capo di un qualcosa di cui magari non si verrebbe mai. Ma l'abuso, voglio dire, è come vietare l'abuso perché voi dell'Italia dei Valori. No, io non so più d'Italia dei Valori. Per parafrasare Antonio Di Pietro, è come se tu è come se un medico in sala operatoria non usasse più il bisturi per fare un intervento usasse magari ancora il coltello da cucina. Voglio dire, dai. Hai iniziato un ragionamento. Ma non è, sì, ma è tu sei talmente evidente. Ascoltaci un secondo. Tu sei partito in quarta. Perché è fuori tema? E stai ancora adesso. E sei partito in quarta. Capisco che per te sia un tema importante. Certo, e lo è per tutti. Non ti sto dicendo una cosa contro. È l'unico tema. Ritorna un attimo indietro. Siamo partiti, nel senso nel ragionamento, così possiamo parlarci tutti assieme senza urlarci addosso. Nel ragionamento siamo partiti ovviamente per parlare dell'intercettazione dal caso Napolitano e il professore ha fatto delle considerazioni stimolato dal direttore. La prima risposta che cercava di dare, che ti ha dato Bitonci, permettimi, non hai bisogno Massimo, ma stiamo cercando di fare un ragionamento con un tono basso. Siete già uniti per le prossime votazioni? Permettimi, cioè di dire, stiamo dicendo, è giusto che ci sia qualcuno, dare ai cittadini che ci sia qualcuno l'impressione che sia fuori dalla legge? Il professore diceva no, la legge è uguale per tutti. E faceva l'esempio di Berlusconi, fammi finire la frase, non saltare subito su, no? E Bitonci ricordava, ci sono delle cose che sono sul personale. Che senso ha? Non gli interessa. Che senso perché siccome non è più dell'Indivino e hanno distrutto che senso ha? Hanno distrutto di dietro con delle questioni di carattere personale. Riguarda Berlusconi, ma riguarda per me, permettimi Federico, sei persona intelligente, capisci? Ossari, no? Ci sono delle cose di carattere, riguarda tutti, di carattere personale che devono andare sulla stampa. Secondo noi, mi pare di capire che sia anche il pensiero di Massimo, no. Perché non riguarda solo la persona che ci va, cioè sta indagando Mario Rossi. Ci sono delle cose personali che riguardano anche Filippo Bianchi. Se sono personali senza nessuna rilevanza penale, sui giornali non devono andare. Chi le passa queste informazioni? Evidentemente escono
dagli uffici del Palazzo. Aspetta, torno indietro ancora per tranquillizzarti di più. Io credo che i magistrati facciano un lavoro importantissimo e rispetto tantissimo i magistrati. Ritengo che le intercettazioni, e te l'ha detto anche lui, ti ha fatto un inciso prima, siano importanti. Devi combattere la mafia. Guai se non ci fossero le intercettazioni. Si sta parlando di una cosa diversa adesso. A loro interessano le olgette. Si sta dicendo, perché a loro, ma quando ci sono aspetti personali che rovinano anche altre persone, fortune e sfortune politiche. E ti dico di più, se i magistrati devono essere, come sono per me, dei punti di riferimento, fanno un lavoro importante, no? Un'istituzione molto importante, può essere che proprio dai loro uffici escano le intercettazioni. Non può essere, perché tu stesso prima mi stai dicendo che nel caso Napolitano l'ha fatto uscire in groppa, mi stai dicendo. Allora questo, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, non è ammissibile. E questa deve essere la base del ragionamento di cui stiamo parlando. Dopodiché ci permetti di dire una cosa dalla nostra parte dalla mia parte politica e da chi ha sostenuto questo governo. Noi la legge sulle intercettazioni volevamo farla, crediamo che debba dare importo e che debbano essere gestite non dal punto di vista investigativo, diversamente, cioè non è che da stasera intercetto 20 persone perché io ho un grande amico che si chiama Carlo Nordio, il magistrato, lo conosci? Persona per benissimo. Una volta mi diceva: Marco, se intercettano me e te, un pezzo di una frase estrapolata da qualsiasi discorso può voler dire qualsiasi cosa. Vanno usati. No. Sì, va bene. Questo è chiaro che è l'esempio. Nordio è un magistrato di primissima qualità ed è ovvio che stava... Tu prima parlavi della vignetta di Forattini, uno dei due, no? Il dottore. La vignetta di Forattini, è chiaro, quando uno fa una vignetta, il nasone di Forattini famoso lo faceva, non mi ricordo adesso di chi, non c'è mica quel naso lì, no? Si esagera per rendere il concetto, no? Allora anche le intercettazioni... Disegnava come un topolino. Andiamo a vedere questo contributo, Alberti, scusami, mi scusi Alberti, devo vedere questo contributo dove dovremo vedere il funerale di Borsellino che Ingroia tra l'altro bacia la bara e poi anche le affermazioni della moglie di Borsellino che ha fatto proprio in settimana. Ricordiamo invece Borsellino, un magistrato che ha dato la vita per il paese, per persona eccezionale. L'abbiamo ricordato in 2 puntate, credo in maniera importante lui, Falcone e anche tanti altri che in quel periodo... E la scorta, ma anche altri magistrati che hanno lasciato la vita per difendere lo Stato. Allora andiamo a vedere questo servizio. La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, ho almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare. Non ho il titolo né la competenza per commentare conflitti di attribuzioni sorti tra poteri dello Stato, ma sento di avere il diritto, forse anche il dovere, di manifestare tutto il mio disdegno per un ex ministro, presidente della Camera e vicepresidente del CSM, che a più riprese nel corso di indagini giudiziarie che pure lo riguardavano, non ha avuto scrupoli nel telefonare alla più alta carica dello Stato, cui oggi io ribadisco tutta la mia stima per mere beghe personali. Non sorprende che l'attenzione dei media si sia riversata sul Quirinale, ma il protagonista di questa triste storia è solo il signor Mancino, abile
a distrarre l'attenzione dalla sua persona e spregiudicato nel coinvolgere la Presidenza della Repubblica in una vicenda giudiziaria da cui la più alta istituzione dello Stato doveva essere tenuta estranea. Oggi io, moglie di Paolo Borsellino, mi chiedo chi era e quale ruolo rivestiva l'allora Ministro dell'Interno Nicola Mancino quando il pomeriggio del 1° luglio del 92 incontrò mio marito? E perché Paolo, rientrato la sera di quello stesso giorno da Roma, mi disse che aveva respirato aria di morte? Sono affermazioni, vedo tutto buio, non so se siamo in onda, sono affermazioni credo davvero importanti che la moglie di Borsellino ha rilasciato in settimana. La domanda che mi pongo tra le altre, non per essere polemico nei confronti della signora Borsellino, perché non l'ha fatto prima, sono cose che arrivano dopo tanti anni, però credo, spero e mi auguro che questo serva per capirne qualcosa di più e per capire anche se c'è sicuramente la verità, che venga fuori la vera verità. Federico Sari, poi vado dal professor Ermanno Casi. Sì, non avevo visto questo tratto e quindi sono parole molto importanti, molto pesanti, vedo dalla signora Borsellino. Io però vorrei che non passasse un'idea in qualche modo sbagliata rispetto a ciò che si diceva. Cioè, sembra quasi che ciò che riguarda in termini di intercettazioni il Capo dello Stato sia qualcosa che lo metta sotto una campana di vetro, in qualche modo non sia toccabile. In realtà non è così, perché lui ha, come tutti, giustamente, se compie degli atti che hanno rilevanza penale, è soggetto all'impeachment di cui si parlava prima, che viene in America, c'è anche in Italia, non è che non ci sia. E vuol dire che dalle intercettazioni che sono state fatte nel caso specifico, i magistrati che hanno l'obbligo di rilevare le cose non hanno rilevato elementi di natura penale tali per cui potessero essere presi come elemento, come diciamo oggetto di una azione penale in questo senso. A me pare quindi che la polemica sia sicuramente fuori luogo, anche perché detta da Ingroia, che è uno che comunque sicuramente sarà stato ed è un bravo magistrato, però sicuramente ecco, attribuire a questa decisione della consulta un giudizio di tipo è una decisione politica, beh, io credo che sia un fatto grave da questo punto di vista, perché noi tutti credo abbiamo rispetto per la magistratura, ma nel momento in cui delle persone che lavorano in magistratura fanno queste affermazioni, io credo che non aiuti anche la stessa magistratura. Perché, voglio dire, rischia un po' di delegittimarla. Allora, io vorrei in qualche modo provare a capire, e io sono in parte d'accordo quando si diceva prima, le intercettazioni non è tanto la loro, cioè il fatto che vengano fatte, ma come vengono usate. Il problema è che si discuteva qualche tempo fa, ma quando in Parlamento, e c'era il governo Berlusconi, si parlava di fare la legge sulle intercettazioni, il vero problema non era solo regolare l'utilizzo, ma anche regolare quando si potevano o non si potevano fare, perché il rischio vero che abbiamo corso in quell'occasione era quello di, per evitare qualsiasi problema, che quasi tutte venivano ridotte in quantità, in qualità, in autorizzazioni e altro. Tutto questo non aiuta, perché io credo che le intercettazioni siano assolutamente un fatto importante, però condivido il fatto che devono essere gestite in maniera, anch'io, le oggettine sono un fatto che se non hanno rilevanza penale non sono utili. Oltre al ragionamento delle intercettazioni, però io aprirei anche la pagina sulle dichiarazioni della moglie di Borsellino, dove c'era una partecipazione, mi sembra abbastanza chiara in tutto questo tempo che è uscita, tra lo Stato e la mafia, insomma c'è stata un po' di collaborazione. E lì tutto il passato. Qui però collaborazione fra Stato e mafia. Speriamo di no. Però non mi pare. Così la dice questo Marco Marie. Sì, però anzi, qualche dato importante. La stessa moglie in qualche maniera dice che non c'erano ragioni. Lei scagiona quello che dice il Presidente della Repubblica. Però ma non Mancino. Ma questo saranno i magistrati che lo decideranno, voglio dire. Quindi, ma secondo lei non sarebbero stati gli elementi per
comunque utilizzare una parte delle intercettazioni anche contro Mancino, non lo so, io francamente immagino che se fossero stati elementi di carattere penale rilevante le avrebbero usate. Emerge in Cosa maniera, può aver detto in maniera sgradevole, è questo, cioè al di là della rilevanza penale o no di queste intercettazioni, cioè quello che emerge però è un tratto su cui potremmo anche discutere, che è questo: un capo dello Stato che discute per telefono e magari anticipa delle cose che sono successe poi nei mesi successivi, che parla di Berlusconi, che parla di Monti, perché questo è quello che emerge, che si parla anche di Monti, anticipando quasi quello che poi è successo nel tempo, vuol dire, fa pensare, io dico, la butto là, però fa pensare che quello che ho letto sui giornali, insomma, perché alla fine c'è quello che è emerso da chi probabilmente le ha ascoltate, che poi ha passato le informazioni. Scusi, Napolitano è stato intercettato perché parlava con Mancino. Era Mancino intercettato, non Napolitano, è la cosa diversa. Scusate. La prima parte, il primo filmato, siccome noi, scusate, queste cose... concetto, dopo alla fine dite delle cose diverse. Cioè, questo è una cosa, cioè è un ragionamento diverso quello che si stava facendo. Cioè, non era intercettato il Presidente della Repubblica. Insinuando che il Presidente della Repubblica è in malafede. E non puoi fare una cosa del genere, dai. Guardami negli occhi che ti leggono. No, perché sennò gli tiro dietro questo fra poco. Oltre uno che tre mesi fa era su un partito, adesso è su un altro, fra 3 mesi fa sarà su un altro ancora. Adesso 3 mesi fa, hanno perso una settimana fa. Adesso buttiamolo poi in rida, dovresti ritornare un'altra volta nell'Idivino, perché siccome è ritornato in campo Berlusconi, adesso avreste un'altra volta l'oggetto per ricostituire l'IDV, no? Perché siccome l'oggetto era Berlusconi, il collante. No, Berlusconi si è ritirato, tu sei passato a un altro partito, no? Il saltimbanco che passa di qua e di là. Adesso invece che è tornato Berlusconi, torna nell'Idivino. Non scherzare su queste cose, perché la linea politica di diritti e libertà è esattamente quella che aveva Italia dei Valori in prima istanza. È Italia dei Valori che oggi non ha capito cosa fare per rendersi responsabili. Mi permetti una battuta? Posso ritornare? Di quelli in autostrada che va contro mano e dice uno contro mano, ISE 1000. Professor Manocasa, praticamente Bitonci se la prego Italia e Valori. Era una battuta. Marco, lasciamo stare, ritorniamo invece alle intercettazioni e ai filmati che abbiamo visto e ai contributi. Professore, voleva intervenire? Noi facciamo questa trasmissione per i nostri telespettatori. Allora, siccome sono passati 20 anni e c'è una generazione che non sa, volevamo far vedere chi è questo Ingroia che sembra caduto dal cielo e che se arrivate là a fare il giustiziere. Ingroia appartiene allo staff di Falcone e Borsellino. Abbiamo recuperato queste immagini del funerale di Falcone perché Ingroia bacia la bara e piange. Allora, mi domando, se c'è una persona che ha seguito sia Borsellino che Falcone, che conosce esattamente come ne sono andate le cose, che ha avuto le confidenze, che dopo 20 anni ancora cerca di arrivare a un punto fondamentale, trovare la verità, che tutti tendono a coprire, non i mafiosi, ma i politici, perché i mafiosi parlano e i politici no. E allora abbiamo... è uno degli interventi appunto nell'altro servizio dove non c'è interesse da parte della politica a far emergere questa cosa e l'azione di Mancino è un'azione di disturbo nei confronti del Presidente della Repubblica, il quale credo, poi col senno di poi tutti sono bravi a parlare, compreso io, probabilmente conveniva che lasciasse perdere questa situazione perché comunque solo chiedere la distruzione di quel documento, di quella registrazione, sarebbe comunque emerso il fatto. Quindi la cosa più semplice. La seconda cosa, io capisco che ci sono dei segreti di Stato che non vanno fatti emergere, perché questo potrebbe danneggiare il nostro governo, la nostra Repubblica, potrebbe andare contro quelli che sono interessi dell'Italia, ma sono passati 20 anni
È 20 anni che la gente si ricorda e che sa che è successo questo fatto e che rimane un fatto assolutamente irrisolto. 2 magistrati sono stati uccisi e subito dopo è stato ucciso un politico e non si è risolto nulla. Allora vorremmo sapere cosa è successo. E questo è il diritto di tutti e non c'è segreto che tenga, perché non c'è motivo di tenere un segreto. Ormai il tempo è passato, chi è stato, venga fuori, perché ci sono ancora i responsabili. E se facciamo vedere l'altro filmato riusciamo anche a renderci conto dell'interesse che c'è nel fare questo tipo di mantenere questo atteggiamento negativo nei confronti di un'indagine che andrebbe chiusa. Dite ai cittadini, 1, 2, 3, 4, quelli che sono, la vicenda è andata così perché io non credo nemmeno che Mancino abbia responsabilità, perché quando un politico si trova nelle condizioni del 1992 dove scoppiavano in ogni città importante, io quella notte ero a Roma e ho sentito l'esplosione, stavo arrivando in macchina, quando succedono queste cose è chiaro che la politica si deve muovere. Allora questa paura di dover sempre nascondere tutto perché non se ne parli, tiriamola fuori. E se ci sono dei responsabili, vengano fuori. Paghino. Vabbè, noi andiamo in pubblicità, poi andiamo a vedere il filmato che faceva riferimento il professore Ermanno Case. È chiaro che se tutti i grandi politici e la grande storia italiana parlasse, molto probabilmente le cose potrebbero andare meglio. Tra poco. Colgo l'occasione con i nostri telespettatori di seguire le programmazioni del gruppo TV7. Dalle 7 del mattino avete appena visto lo spot con i nostri conduttori, la Damiana Schirru e Emiliano, che fanno una trasmissione davvero interessante perché vi raccontano tutto quello che accadrà nella giornata in previsione, ma soprattutto con ospiti molto importanti. Poi anche durante l'arco delle giornate e della settimana, compreso il sabato, dove si parlerà di sport, seguiremo la Serie B in diretta e tutte le varie programmazioni settimanali del gruppo TV7. Quindi rimanete bene collegati con il numero 12, se avete problemi di collegamento e di sintonizzazione per gli altri canali del gruppo TV7 non fate altro che andare sul nostro sito e telefonare nella nostra azienda e noi cercheremo, anzi sicuramente noi vi daremo tutte le delucidazioni del caso. Detto è tutto questo, grazie all'editore professor Ermanno Case che è qui presente e lo devo ringraziare pubblicamente, credo che anche i nostri telespettatori, visto le tante telefonate che sono arrivate proprio queste settimane in merito allo switch off, davvero un'enormità che non avete nemmeno idea, e vi ringraziamo anche di questo che ci avete scelto perché noi vi dessimo una spiegazione nel come fare e l'abbiamo fatto. Allora andiamo a vedere, a sentire, scusate, cosa ha detto Travaglio ieri sera proprio inerente a questo ragionamento. Le indagini ci riportano ad esempio i progetti che Cosa Nostra aveva di fare piazza pulita dei traditori, cioè di coloro nel mondo soprattutto della politica che non avevano garantito le sorti del maxi processo, appunto, che non avevano garantito tante promesse. Tutto cambia e per la prima volta Cosa Nostra si intesta un programma politico eversivo e stragista che ha inizio nel mese di marzo con l'uccisione di Salvo Lima. Salvo Lima era uno degli uomini che incarnava, insomma, il patto tra Stato e mafia. Era lui per primo, riportano i collaboratori di giustizia, un mafioso. Il punto di massimo sconvolgimento per la politica italiana è quando viene ucciso uno dei politici, non quando vengono uccisi dei magistrati. È quando ammazzano Lima che impazziscono tutti. Perché il generale Mori, giustamente dice: io ero un ufficiale di polizia giudiziaria e vado a chiedere una trattativa con la mafia. Giustamente Ciancimino vuole sapere se io sono lì a titolo personale o se mi manda qualcuno.
Quindi, e infatti quando i carabinieri gli fanno una richiesta che è ritenuta troppo esosa, Ciancimino dice: ma voi mi volete fare ammazzare? Quindi stiamo parlando di una cosa seria, e una cosa così seria e così grave non viene messa in piedi da qualche ufficiale dei carabinieri e da un paio di politici. Questa roba qua è una cosa di cui a Roma sanno decine, se non centinaia di persone che hanno mantenuto fino a oggi un segreto assolutamente impenetrabile, e grazie a mafiosi e figli di mafiosi che hanno detto la verità. Gli uomini dello Stato hanno cominciato a rincorrerli perché quando il generale Mori parla della trattativa non è mica il primo. C'è sempre prima la mafia che parla e poi lo Stato. Perché? Perché è lo Stato che ha avviato la trattativa con la mafia e non la mafia che ha avviato la trattativa con lo Stato. Con quanto dice Travaglio, Marco Marini, inizio con te questo giro che lo Stato... Devo dire la verità, sono raramente d'accordo con Travaglio, che fa dei ragionamenti, essendo comunque una persona intelligente, fa dei ragionamenti che dal suo punto di vista, io parto da un presupposto, e cioè, fatto salvo che deve indagare la magistratura fa il proprio lavoro. Pensare che lo Stato vada a trattare con la mafia, dal mio punto di vista, per l'idea che ho io, che non è di destra o di sinistra, è assolutamente inaccettabile. Se qualche scheggia impazzita, la definirei io allora, se qualche scheggia impazzita ha pensato... Però dicendo non 10 ma un po' di più, non ha detto uno, non ha detto perché ha detto di noi. Ma Travaglio è anche bravo in televisione a occupare lo schermo. A Roma lo sanno in tanti, sì, ma se a Roma sanno la cosa in 1, 2, 3, la sono 123, non sono più 3, cioè parlano, centinaia no, evidentemente. Adesso poi io non conosco le carte della magistratura su questo intreccio, presunto intreccio Stato-mafia, quindi non sono in grado di dirti naturalmente. Mi auguro che non sia vero, perché io sono uno che quando uno che dedica la propria vita alla politica viene coinvolto di qualsiasi schieramento sia, se ha sbagliato è giusto che paghi, ma mi dispiace naturalmente, voglio dire. Ecco. B. Non so cosa dirti, qui sarebbe da pensare di cosa, di voti di scambio in Sicilia, cioè tutto un insieme, francamente, pensare che la mafia riesca anche a condizionare la vita democratica della Sicilia, cioè dovrei pensare adesso ha vinto Crocetta, ha vinto Crocetta, sì, però a me piacerebbe pensare, a me piacerebbe pensare, ma scusa, adesso ha vinto Crocetta, che del PD, un attimo nel 2008 il PDL ha fatto 61, secondo me, 61 deputati su 61, se impostiamo dei ragionamenti seri, non si possono impostare dicendo se vinciamo noi hanno vinto i buoni, se vincete voi hanno vinto i cattivi, così non si ragiona. Marco Marini, mi scusi un attimo. Il concetto non è oggettivo di niente, adesso appena vinto il PD, se no non si può impostare, uno dice una cosa Marco e tu vuoi dire che Marini, vorrei ritornare a una domanda più banale, lasciamo stare i partiti per un attimo, ragioniamo sul concetto della mafia. Mi sorge un dubbio, no? E dico, se oggi delle trasmissioni televisive, Striscia la Notizia, Le Iene, riescono a capire dov'è il mafioso, dov'è il colpevole, dov'è il bandito, lo vanno addirittura a intervistare, mi viene il dubbio che lo Stato, in questo caso dico lo Stato per non dire la polizia e i carabinieri, non riescono a trovare i delinquenti. Questo con la mafia perché non è stato fatto? Giorgio, che se cominciamo a minare, no, permettimi, anche istituzioni come la polizia e i carabinieri, non ci rimane proprio niente nel paese, non è ammissibile. No Marco, scusa, ho detto lo Stato, poi virgola, i carabinieri, la polizia, ho detto. Volevo dire, il mio esempio era questo, se una televisione con i propri giornalisti riesce, o certi giornali con i propri giornalisti facendo delle indagini, riescono a scoprire il colpevole, tra virgolette, perché lo Stato, le istituzioni e poi polizia e carabinieri... Perché per ogni colpevole che scopre Striscia la Notizia o Le Iene, che sono trasmissioni interessantissime, bellissime, la polizia, i carabinieri, la Guardia di Finanza, cioè i servitori dello Stato che dedicano la loro vita e pagano anche un prezzo di vita, ne scoprono milioni. Il rapporto è 1 a milioni. E per fortuna che quando ai cittadini chiedi qual è l'istituzione in cui credi di più, ti rispondono prima i carabinieri e poi la polizia. Adesso io capisco tutto, dopodiché le mele marce ci sono dappertutto, ci sono i medici, ci sono i commercialisti, ci sono gli avvocati, ci sono i magistrati, ci sono i professori, ci sono anche all'interno, purtroppo capita, della magistratura, della polizia, dei carabinieri. Però andare a minare anche, cioè a me questo ragionamento che fa Travaglio, perché prima ti ho detto superficialmente, non sono quasi mai d'accordo con lui, non si può sempre sparare contro tutti, ed è quello che mi permetti di dire anche a te, solo io sono bravo, se vinciamo noi siamo bravi, gli altri sono cattivi. Almeno nella polizia e carabinieri io almeno dichiaro una fiducia assoluta. Allora Striscia la Notizia e Le Iene fanno delle indagini,
Come può capitare a te, alla tua televisione, fai un'indagine giornalistica interessante dove scopri qualcosa che non va, ed è un'indagine giornalistica perché sei bravo. La polizia e i carabinieri lavorano tutti i giorni e tutti i giorni, a parte il prezzo che pagano tutti i giorni, beccano qualcuno. Cioè le indagini che fanno loro sono un rapporto, ripeto, 1 a 1 milione. Sì, il mio era la mafia istituzioni, poi ho detto polizia e carabinieri per allargare il raggio a tante cose che succedono per questo motivo. Ma io devo avere fiducia anche nello Stato? No, ma è giusto. Se ci sono delle mele marce nello Stato, anzi, io condivido una cosa che... Cioè chi fa la vita pubblica deve avere una vita specchiata. Il cittadino dice... Perché ti metti a servizio degli altri devi essere specchiato. Marco, il Questo è fuori cittadino dice discussione. È possibile che venga preso il delinquente comune che ruba una mela, sto scherzando dicendo la mela, e non viene colpito il mafioso a Catania, a Palermo, che sicuramente tutti sanno dov'è, tranne le istituzioni, uso questo termine. Delle volte il dubbio qualche cittadino italiano ce l'ha e non ha torto, dico io, tutto qui. O no, Ma il problema non è questo, il problema è che la Sicilia di oggi non è quella di 20 anni fa, 30 anni fa, è cambiato completamente tutto. Se oggi uno degli articoli che venivano fuori recentemente, adesso non ricordo su quale giornale, dice che la 'ndrangheta garantisce per i mafiosi perché sono insolventi quando vanno a comprare la droga, e quindi evidentemente la mafia non ha più quella figura, e la mafia di quell'epoca non è la delinquenza di oggi, perché la mafia di quell'epoca era parte integrante di una struttura politica del territorio, che non lo è oggi nella Camorra e in tutte le altre istituzioni. Lei non pensa che il 44% ci sia qualcuno di quelli che stiamo citando negli ma tutti vanno a votare, tutti avranno il loro livello di colpevolezza in tutte le cose che fanno tutti i giorni, ma non è questo. Quello che non si tiene conto che a quell'epoca mafia e politica andavano a braccetto. Lo stesso Martelli dice io sono stato eletto, d'accordo, cioè la mafia dava i suoi voti e li toglie alla democrazia, alla democrazia cristiana, negli anni li toglie la democrazia cristiana e li dà ai socialisti, e tutti lo sanno. Ma la mafia a quell'epoca si diceva che non ci fosse. Solo il grande processo, e questo è il valore di Borsellino e Falcone, oltre ad aver avuto la capacità di insistere, di rischiare la vita e di rimettercela, a quell'epoca la mafia non esisteva, solo il maxi processo santifica. Andiamo a vederlo, professore, andiamo a vedere il maxi processo, poi lo faccio terminare, professore, visto che l'ha nominato. Andiamo a vederlo, chiedo alla regia se mi fa vedere un servizio, tanto per fare storicità di quel periodo lì. Andiamo a vedere il maxi processo. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise prima di Palermo, visti gli articoli di legge, dichiara: Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo, nato nel 52, Spadaro Tommaso, Spadaro Vincenzo, Vernego Antonino, Vernego Giuseppe, nato nel 40, Vernego Pietro e Zanca Carmelo, colpevoli dei reati di quei capi numero 1, 10, 13 e 22, assorbiti nel capo 1 il capo 5 ascritto a Madonia Francesco, Marchese Filippo e Pullara Ignazio, nel capo 13, il capo 17 ha scritto Cannisero Francesco, Ferreira Giuseppe, Moggieri Nicolò e Santa Paola Benedetto. Marchese Giuseppe, Provenzano Bernardo, Pullara Giovan Battista, Riccobono Rosario, Rina Salvatore, Rotolo Salvatore, Santa Paola Benedetto, Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo, nato nel 52, e Vernengo Pietro, alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di mucche ciascuno. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada del collega. Ecco, vogliamo fare chiarezza su questa cosa, in nome della storia, in nome del diritto, in nome di tante cose che è necessario fare una volta di tutto in Italia, chiarezza, semplicità, una cosa normale. Perché non viene fatta? Perché si ostacola tutto. Facciamolo e basta, finito, verranno fuori i nomi, uno, Tizio, Caio, Sempronio, finito, e poi scriveremo nella storia come è andata a finire. Ma siccome ci sono un sacco
di personaggi ancora collusi con la vecchia struttura che non vuole che nessuno vuole che emerga, e allora succedono queste cose. E allora Mancino chiama e dice: per cortesia, scusate, non è penale se io chiamo il Presidente della Repubblica e dico: vedi di intervenire sui giudici? Scusate, non lo so, io se lo faccio io mi mettono in galera. Dopo non lo so. Dico, oltre a questo io ricordo che Ustica era stato chiarito, Brescia, ce ne sono Ustica è un'altra cosa. Sì, altra cosa, però voglio dire anche quelli non ha mai avuto chiarezza. Io condivido una parte quando dice è cambiata oggi l'attività criminale che c'è, quindi il rapporto con le istituzioni. Radicate che qui nei nostri territori. Bravo, stavo arrivando lì, nel senso che oggi ciò che è successo qualche mese fa, perché è emerso ed è apparso a tutti noi per la crudeltà con cui è venuta fuori in Lombardia, ci dice che ormai, ma lo dicono anche le forze dell'ordine che da anni ormai lavorano in maniera importante ai nostri territori, che questo fenomeno si è esteso e sta entrando in maniera più importante, perché qui c'è una fase di crisi, il mercato più florido in questo momento è proprio al nord. Allora, ciò che è successo in Lombardia, col voto di scambio, è un fatto molto grave, che quindi ci dice anche che la battaglia non è oggi solo al sud, anzi per certi aspetti una parte del sud sta combattendo una battaglia importante contro la mafia, perché hanno capito che la mafia li sta danneggiando. I giovani del sud sono quelli che in qualche modo oggi hanno più a cuore il loro futuro, si rendono conto che essere servili alla mafia vuol dire fare il loro gioco e non avere futuro. Cosa diversa al nord, perché in qualche modo questi si inseriscono dove c'è maggiore possibilità e si trovano i politici compiacenti, questo purtroppo è avvenuto, credo che potrebbe diventare un grosso problema. Ne abbiamo già parlato, poi le mafie che ci sono nel nostro territorio sono mafie nigeriane, mafie cinesi, c'è l'Andrangheta, c'è anche quella sud a Camorra e l'Andrangheta. Giustamente quello che dice è che un tumore in un tessuto ormai consumato non ha più possibilità di sopravvivenza, crea delle metastasi, no? Giusto? E le metastasi sono queste. Dove vanno? Vanno in un tessuto che è buono, che è ricco, perché hanno da mangiare. E questo è il problema. Allora bisogna vedere, quella mafia lì che abbiamo visto prima non esiste più, ma si è modificata, si è trasformata in una mafia che invece va a invadere i tessuti sani, e questo è l'altro aspetto della società e di tutto il resto che bisogna che reagisca, perché in un momento di crisi queste mafie hanno sicuramente grossi vantaggi, perché hanno denaro contante e c'è gente che non ha denaro e quindi pur di non morire accetta il compromesso, e questo è grave perché intacca la società. Quante sono le aziende che stanno... Chiedo alla regia, scusi Ossari, se poi gentilmente avevamo mandato nelle trasmissioni scorse la mappa italiana del nord delle varie mafie che esistono nel territorio nostro e del nord. Però la domanda voglio farla Massimo Bitonci: perché non si fanno sentire questi contatti telefonici, queste intercettazioni? Per quale motivo? Per quale paura? Perché c'è davvero, come diceva Trivelato nel servizio, qualcosa di sconvolgente da far sentire, oppure come dice il professor Ermanno Case, no, qualcosa dello Stato è meglio non dirla per il bene dell'Italia? Qual è la verità secondo lei? Beh, ogni sistema, ogni nazione ha, sappiamo come negli Stati Uniti d'America, ma anche in tanti altri stati, il segreto di Stato esiste e c'è anche da noi. In realtà ci sono troppi casi che sono rimasti, come si diceva prima, irrisolti in tutti questi anni, e quindi forse è giunta anche l'ora, soprattutto su casi così eclatanti, di trovare qual è il... Ma come diceva il professore, diciamo la verità, no? Proviamo a dirla. Se c'è una possibilità, condivido in pieno questo ragionamento. Cerchiamo di farlo però su quelle che sono quelle questioni che sono rimaste irrisolte. Per ritornare a quello che volevo affrontare prima, che secondo me è un tema estremamente serio, che è quello che noi stiamo parlando di una cosa molto particolare questa sera, parliamo di mafia, di intercettazioni fatte in un determinato ambito, però è anche vero che c'è stata in tutti questi anni una deriva estremamente evidente
a tutti dell'utilizzo delle intercettazioni. Quindi quando le intercettazioni vengono utilizzate per scovare e andare verso reati di questa gravità, possono, dal mio punto di vista, essere utilizzate in tutte le misure e anche intercettando anche, insomma, persone che teoricamente hanno delle garanzie maggiori rispetto al comune cittadino. Il problema è che c'è stata una deriva incredibile e il costo delle intercettazioni è estremamente elevato, perché ormai tutti noi siamo intercettati. Cioè tutti noi siamo intercettati e un'intercettazione che va magari poi ad essere utilizzata perché va a finire sui media, sui giornali, può distruggere una persona. Abbiamo visto casi di questo tipo, cioè nel senso che possono essere utilizzate anche per rovinare politicamente un politico, ma può essere anche per un magistrato, può essere per una persona, anche per un giornalista, per chi fa una professione. Per cui torniamo al ragionamento che faceva prima Marie, di dire ma ci sarà pure un responsabile. Cioè il grosso problema delle intercettazioni è questo, che quando vanno a finire queste intercettazioni nei giornali e distruggono la vita di una persona, chi è il responsabile primo? È il magistrato, cioè nel senso, se il magistrato ha in carico quella procedura, è in carico quei nastri, quelle intercettazioni, quei file, quei documenti, non è possibile che se escono e allora non si capisce, no ma sono usciti, io ce l'avevo nel cassetto, però qualcuno ha fatto le fotocopie, il giornalista. La responsabilità deve essere del magistrato, quindi quando vanno fuori delle informazioni che non sono, che sono impersonali, che non sono informazioni che sono importanti per quanto riguarda poi reati effettivamente di carattere penale, non vedo perché bisogna utilizzare questi per fare una politica che è diventata una politica marcia e scorretta, perché viene utilizzato per fare politica. Ma Alberti, voleva intervenire? Allora, prima il professor Casen ha citato la democrazia degli Stati Uniti d'America. Un altro velocissimo... Che ricordo oggi probabilmente un pezzo, la disoccupazione è scesa proprio oggi, il dato di oggi pomeriggio, Sari, verso sera, al 7,7% la disoccupazione in America, è scesa al 7,7%. Ho dato il numero dato che ha citato l'America, prego. Ricordo semplicemente una notte in cui beccarono il figlio di George W. Bush che era in carica e finì in guardina perché era ubriaco. Da noi escono dalla questura di Milano le nipoti di Mubarak, ci sono le stragi impunite perché, io la banalizzo, la sintetizzo, vedete voi come volete giudicarla, la legge uguale per tutti, che è la scritta che campeggia in tutte le aule di tribunale, è una norma disattesa, continuamente disattesa. Tutti sono sottoposti alla legge, un altro modo per dire la stessa cosa, altra questione, molto disattesa in Italia. Quindi su questo terreno credo che ci sarebbe molto da lavorare e ancora una volta io spero che la buona politica su questo punto, che è fondamentale per la vita democratica di noi tutti, per la eguaglianza, che termine non voglio scomodare la rivoluzione francese, ma eguaglianza è una delle stessi elementi fondanti di un vivere democratico, qualcuno se ne voglia occupare. Sari, qualcuno se ne occuperà o su solite parole gettate al vento? Ma io credo che si farà un passo in avanti se ognuno in qualche modo farà, parlando di politica e quindi anche di rappresentanza, una scelta il più possibile trasparente, ma anche di persone che si devono specchiare, diceva prima Marie. Io credo che se la politica avrà la capacità di individuare figure che abbiano questa caratteristica in qualche modo, sarà più facile arrivare a quella questione che si diceva la legge, o comunque diciamo i cittadini sono tutti uguali. In realtà invece vediamo che non è così semplice, credo che ognuno di noi nel proprio piccolo debba a volte scontrarsi con una realtà che è un po' diversa. Non so se in qualche modo ciò che abbiamo visto in questi giorni, quindi ritorno un po' all'argomento di cui
con cui abbiamo iniziato stasera, il fatto che non si possa cambiare la legge elettorale e quindi saranno ancora i partiti a scegliere, o i capi partito a scegliere i propri rappresentanti del Parlamento, e che questo in qualche modo magari possa allontanare un po' i cittadini anche dalla partecipazione della scelta poi con il voto, ci aiuti, ecco, perché io ho un po' questa sensazione. Però lo spazio c'è, secondo me, ecco, dipenderà un po' da noi che facciamo politica, riuscire a presentarci nell'ambito delle norme che ci sono oggi nel migliore dei modi possibile. Siamo in conclusione. Federico Sari, si va alla votazione, vince Bersani, come diceva prima Marco Marin, cosa succederà? Riuscirà a governare l'Italia? Bersani cambierà l'Italia, la sistemerà, darà più lavoro, darà più economia, darà più... cambierà la scuola, farà tutto quello che dicono tutte nelle campagne elettorali, oppure... Ma non è facile fare una previsione. Di certo credo che l'impegno con cui Bersani si è presentato e si sta presentando con il programma, e anche questa capacità di riuscire a guardare un po' più in là, io credo che la differenza anche rispetto a Renzi, si parlava prima, no? È quella di dire non chiudiamo le porte né a possibili alleati a noi vicini, diciamo, all'area moderata, né comunque ad una possibilità di riformare lo Stato così come in qualche modo molti vorremmo. Ecco, cioè io credo che la prossima legislatura potrebbe essere, se ci saranno le condizioni, anche una legislatura costituente, o comunque per dire che si possono ridurre i parlamentari, non basta dirlo, per farlo ci vuole qualcosa di più concreto, non lo può fare neanche... la politica ha preso le province che hanno quelle più facili da colpire anche. Ma anche lì però rischiamo iniziare. Però che non vada a finire, magari Bitonci me lo potrà confermare, che non si faccia niente, perché se il decreto non viene confermato entro i primi di gennaio... tutto come prima. Come ragionamento rimane tutto come prima, perché rimane in vigore il provvedimento precedente che prevede che le province rimangano e diventino degli enti di secondo livello. DL si schiererà, non mi riconosce, DL, sa chi è DL? DL? Diritti e libertà. Perfetto, l'ho visto nebbioso, ho già dato la diminuzione. Appoggerà il PD? Noi ci siamo schierati a favore di Bersani già in occasione delle primarie e quindi non siamo però tuttavia convinti che il futuro primo ministro avrà vita facile. Che percentuale di voti avete poi più o meno? Prego? Su quanto state nei numeri che abbiamo visto? Noi non siamo ancora ovviamente sondati, ci mancherebbe. Avete fatto un sondaggio tra di voi? Non siamo ancora sondati, speriamo di poterlo essere a gennaio. Più o meno avete un'idea di quanti? Ma il nostro obiettivo è riuscire a superare il quorum per entrare nel Parlamento. Quanto? Superare il quorum per entrare nel Parlamento. Quindi... No, mi è uscito distinto, ti chiedo scusa. Prego? Avevo capito male. No, ho fatto un quanto, ma non era polemico, è stato proprio, mi è uscito... Superare il quorum per entrare nel Parlamento. Che è pari al 5, quella nuova, no, se faceva il 4, al 2 se siete alleati, 2 sì. 2%. Tuttavia noi riteniamo che il compito che avrà Pierluigi Bersani non sarà facile e non sarà neanche, voglio dire, non può neanche essere posto sulla base di fiducia. Perché già l'ultimo anno è stato un anno molto difficile e quello che verrà sarà ancora peggiore. Ciò nonostante ci sono tutti i presupposti perché chi assumerà la guida del paese, quindi il centro-sinistra, avrà quantomeno un senso civico e una responsabilità tale per riuscire a dare il meglio di se stesso, volevo dire una cosa, perché il paese possa decollare. Una considerazione la faccio, io non sono né per Bersani né per Renzi, guardavo, avevo uno, mi piaceva come si proponeva, mi credo sono al di sopra delle parti. Renzi diceva bisogna rottamare, perché avevi simpatia, Bersani dicendo dice, così televisivamente facciamo girare la ruota. Lo dico, Marco, lo sai che sono scritto, televisivamente mi piaceva più Renzi, modo di esporre, però la domanda è, possibile che un giovane si propone all'interno del partito, in questo caso del PD, ma potrebbe essere il PDL, e all'interno dello stesso partito nascono delle fazioni, no, quello con Berlusconi, no, quello è un fascista, cioè ho capito tra queste primarie, in questo caso del PD, che il pensiero degli stessi partecipanti al voto davano delle versioni opposte del proprio gradimento a uno o all'altro, ma anche con delle parole pesanti, ecco, e le avrà sentite anche lei queste. Cosa ne pensa? In un partito che ha 30% o di più è normale che ci sia un po' di dialettica interna.
Ma è normale, il PDL sono il 15 e guardate quanta dialettica c'è. Ma siamo al 38, 30. Cioè, non è normale se non c'è, secondo me, perché quindi bisogna chiedere se non c'è. È una ricchezza da questo punto di vista, però tutti coloro che scommettevano sul fatto che una volta che Renzi avesse perso le primarie avesse fatto un'altra cosa, avesse fatto la battaglia a Bersani, questo non è avvenuto e quindi io credo che la ricchezza del nostro partito sia anche proprio quella di dire abbiamo posizioni diverse, a volte anche, come dire, accese, ma questo nella politica ci sta. Allora vale per tutti, no? Certo, vale sicuramente anche da noi. La battuta solo su dire una cosa volevo dire, siccome spesso viene detto ma se non dovesse al Senato esserci la maggioranza, io credo, e questo è il mio pensiero, ma credo anche il pensiero di tanti, che la proposta, chi propone oggi il Monti bis o altro, sia fuori dalla storia, nel senso che Monti è stata una parentesi di un anno, ma io credo che chi prende la maggioranza, anche se è relativa, ha il dovere di costruire una maggioranza. Marco Marin e Massimo Bitonci, io vorrei da voi due questa sera, se possibile, siamo proprio in chiusura, esco dai temi della serata, però la curiosità mia nei confronti di voi due, avere uno scoop come televisione, se me lo date, no? Andiamo d'accordo noi. No, ho capito che andate d'accordo voi due, però la domanda che vi farò, lì non potrete andare d'accordo. Fra un anno e mezzo ci sarà il nuovo sindaco di Padova, uno di voi due, tutti e due vi candiderete, sindaco di Padova, Marco Marin e Bitonci, non sorrida Bitonci, mi rispondete a questa domanda. Ti dico io per il Popolo della Libertà, io ho chiesto che vengano fatte le primarie, l'avevo chiesto anche l'altra volta, quindi ci si presenta, chi ha più voti si candida per il Popolo della Libertà. Se saremo assieme alla Lega, vediamo cosa succederà adesso alle politiche, succede in Lombardia, a me è un'alleanza che non dispiace, tutti lo sanno, anzi che mi piace, l'ho sempre detto perché credo che la Lega sappia interpretare istanze del Nord che esistono, che anche prima correttamente, anche nel discorso rispetto alla mafia, non abbiamo introdotto, no, dell'assistenzialismo quando parlava dei giovani ossari, ma sicuramente l'assistenzialismo cronico dovuto anche che non possiamo più accettare perché il Paese Quindi Marco Marin per le primarie. Io sono per fare le primarie all'interno del centrodestra o di coalizioni o comunque siccome per il momento faccio il coordinatore del Popolo della Libertà proporrà si chiamerà solo Marco per Marin, le primarie. Marco Marin è candidato alle primarie. No, questo poi si vede, adesso c'è tempo, poi si deciderà. Vabbè. Io sono per far scegliere per le primarie. Bitonci. Ma io penso che le cose stanno cambiando così velocemente. Vediamo da un giorno all'altro anche a livello nazionale cosa può succedere. Insomma, 2 giorni fa eravamo in una situazione completamente diversa da quella in cui siamo oggi. L'arco temporale ormai adesso con la crisi anche che c'è, perché non è che la crisi economica influisce moltissimo su quello che sta succedendo, l'arco temporale di 1 anno e mezzo a Padova è un arco temporale estremamente ampio, cioè adesso poter dire quale sarà la situazione, non lo so. Sappiamo che probabilmente il sindaco Zanonato avrà un incarico di governo, questo mi pare che ne ho sentito parlare, non tanto le chiacchiere che si leggono, insomma magari che qualcuno le butta. Ma ho sentito i colleghi di Roma, quelli della Commissione Bilancio, insomma sono anche autorevoli, quindi che parlavano di un incarico, attaccarvi direttamente a Roma. Di un incarico di Zanonato, insomma, a Roma, magari come sottosegretario, ecco. Bisogna vedere cosa farà anche il Partito Democratico, quali saranno i candidati del Partito Democratico. Io volevo sapere Bitonci, poi arrivavo anche da No, è logico che visto quello che è successo anche in passato, secondo me il gruppo la coalizione centrodestra dovrebbe comunque cercare una soluzione di carattere unitario, perché ovviamente andando via separati Massimo è stato bravissimo, però Massimo Bitonci ci sarà un PD, con un PD che loro e Bitonci, questo è il bene e il male cioè loro hanno in questi anni hanno ramificato nelle associazioni, negli enti, così tutta una serie di persone che dopo insomma fanno il peso della politica del partito, cioè nel senso che non sarà facile, perché loro in questi anni nel bene e nel male insomma hanno seminato
e quindi non sarà facile sconfiggere un partito che a Padova, insomma, come si sono intrufolati un po' dappertutto. In trasmissione Bitonci. Anche ben governato a Padova. Bitonci, aspetta Ossari, Bitonci, Massimo Bitonci. Cioè, ve lo dico in Veneto, che ha svenduto anche, vabbè, lo so, Bitonci, spiego una cosa. Da quando è stato a Roma e che ha lavorato in Parlamento a Roma ed è ritornato, le risposte sono proprio più politiche. Una volta inizialmente, quando era sindaco, mi dà una risposta abbastanza rapida. Bitonci, sindaco di Padova, le piace... Non avete visto la trasmissione fino Va adesso? bene, Bitonci, sindaco di Padova, le piacerebbe... Ma ti sta dicendo che gli piace fare un percorso Vorrei che assieme, mi piacerebbe che fare un percorso unitario di centrodestra e poi vogliamo essere competitivi. Ossari invece Zanonato ha detto che il prossimo sindaco di Padova, il primo candidato è Ivo Rossi. Confermato all'interno del partito questo? Io confermo quello che ho già detto in più occasioni, anche noi faremo primarie, sulla città di Padova di sicuro, noi le stiamo facendo anche in alcune realtà, 2 settimane fa a Mestrino, per dire che è una realtà della cintura, ma l'abbiamo fatta a Cittadella l'anno scorso, a Vigonza, quindi per noi è una cosa... Ovviamente le faremo per Padova, sicuramente Rossi ma non è un po' anche una moda le primarie farlo per un paese come Mestrino, con tutto il rispetto, un paese che lì... metti 2 candidati, uno di 2 va su, erano 3, però voglio dire, in realtà anche di medie dimensioni. Non può diventare una moda un po'... Ma spesso è un modo per coinvolgere i cittadini fin dall'inizio, poi magari non sempre va a buon fine. Questo è vero, però io parlo anche del caso nostro di Cittadella, ecco. Sì. Che è stato sindaco fino a 3 mesi fa, cioè sinceramente era chiarissimo che il candidato è stato scelto prima e dopo è stato fatto un contorno, per carità va bene, non è vero, si fa pubblicità, si parte prima. C'è stata una leale competizione anche accesa, voglio dire, erano 2 candidati veri. Sì, ma lo sapevano tutti che Serenella Vallotto era il candidato già deciso, insomma, da Franco Frigo. E così torno ad essere il Bitonci di così mi piace. Professor Marocase, Rossi è comunque una persona autorevole, fa il vice sindaco, credo che abbia tutti i numeri, non è l'unico, però non è assolutamente deciso e credo anche che molto dipenderà appunto dagli eventi delle prossime mesi. Va bene, noi staremo a vedere, era un po' ci sarà una bella competizione provocatoria alla fine della puntata. È troppo presto, professor Ermanno Casen, il rientro, e concludiamo con questo suo intervento, il rientro di Berlusconi nel suo partito e nei suoi elettori per farsi eleggere, sarà un bene per l'Italia o sarà un male? Dipende dall'atteggiamento che prenderà. Certamente Berlusconi ha unito la destra e successivamente ha contribuito alla divisione e alla distruzione, perché aveva un governo forte di decine di voti e poi l'ha perso per tutta una serie di vicende che conosciamo, non sono io a dirle. Chiaro che deve cambiare rotta se lui vuole stare al posto che si è scelto di stare. È chiaro che chi starà a fianco a lui sarà il prediletto e gli altri no. E quindi non sarà Alfano il prediletto? No, ma certo che è Alfano, ma non c'è problema, ma non c'è solo Alfano. Lui dovrà fare, come fa un coach di una squadra di calcio, sceglierà la squadra e quindi dirà lui chi votare e dirà ai cittadini se volete è così e voteranno quello che deciderà lui. Ecco. Diversamente spero che sia invece il centro-sinistra, speriamo, ma non credo con questa legge elettorale che si possa invertire, chiunque vale per tutti, e per cui decideranno i partiti e deciderà chi comanda all'interno del partito la squadra e quindi il cittadino dovrà soltanto meramente andare lì e fare un segno sul simbolo e non sul candidato. D'Alema ha detto che non si presenterà più nel partito, Veltroni, Labindi, tanti altri. Gli verrà dato qualche incarico, Presidente? No, Labindi, scusami. Ha chiesto la deroga. Vedremo il PDL quanti nuovi ne aspetta che finisco, la fino chiaro, correggetemi. Ma non ci sono, allora, se non si cambiano le regole, se il rigore si tira da 13 metri 11, grazie, e non si tira da 22, se no, non lo capisce, fa finta, lo capisce. Allora, non si tira da 22, cambia il gioco e quindi è chiaro che bisogna fare una legge, ma fare una legge in questo momento è come dire c'è la prima guerra mondiale tra Austria e Italia,
Vediamo di fare una legge tra Austria e Italia così sistemiamo le cose. No, finché si è in guerra non si possono fare leggi. Chiudo. E quindi il discorso va avanti solo così. Lo sai, non sono mai riuscito a Bitonci a richiedere la squadra fa il tifo, però a forza di sentire Milan, un'interview tra gli ospiti, qualche squadra ce l'ha la simpatia. Non me l'ha ancora voluta dire, però prima o poi me la dirà. Grazie a Massimo Alberti di essere stato con noi questa sera. Una cosa, io non mi candido. No, tu no, anche altrimenti poi fai arrabbiare Bitonci, fai arrabbiare Marco Marin, insomma è meglio non farli arrabbiare. No, poi. Io sono per la democrazia, possono candidati tutti, anche quelli che non hanno nessuna esperienza. Però Bitonci ha fatto arrabbiare un po' De Lorenzi, l'ha preso un po' di meno De Lorenzi, no così. Saluto, sto scherzando un po', Federico Ossari, grazie di essere stato con noi. A voi. Saluto Giovanni De Lorenzi, grazie di essere stato con noi. Massimo Bitonci, è sempre un piacere avere, come piacere avere Marco Marin, grazie per buonanotte, anzi c'è molta neve fuori, state attenti quando andate a casa. Buonasera Elisabetta Corazza. A te Giorgio, i nostri ospiti e i telespettatori, a cui comunque rendo noto che il Quirinale ha detto che domani il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano riceverà nel pomeriggio il Presidente del Consiglio Mario Monti, questa è una notizia appena uscita. Detto questo saluto tutti, vi auguro una buona notte, continuate a seguire durante tutta la settimana i programmi del gruppo TV7, noi ci vediamo venerdì prossimo. Buonanotte a tutti! E non soltanto di te, che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so cosa tu vuoi sapere, nessuna no, ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile,